Porto i saluti della sezione CAI di Codroipo, anche a nome della Presidenta Elena Mainardis, che non può essere qui. Anche come diciamo, gruppo di tutela ambiente montano del Friuli Venezia Giulia abbiamo pensato di organizzare una serata di approfondimento per conoscere un po' quella che è la situazione del tagliamento, anche quelle che sono le opere che eventualmente pensano di realizzare. Quindi con l'intervento del dottor Roberto Pizzutti e dell'ingegnere Damiano del gruppo di Noi Siamo al Tagliamento, c'è anche Fabio Masotti che poi presenterà lui il gruppo Noi Siamo al Tagliamento. Ci sono anche due consiglieri del comune di Codroipo che sono venuti qui, se volete presentarvi. Buonasera a tutti, sono Daniele Corsini, consigliere delegato all'ambiente del comune di Codroipo. Qui con me c'è il consigliere delegato allo sport Rosario Legname e ci scusiamo per il ritardo, ma siamo arrivati da San Vito perché abbiamo partecipato all'inaugurazione della mostra fotografica di Eugenio Novaira, che è stato un po' l'evento di apertura della manifestazione Tagliamento Sport e Natura di cui questa serata fa parte. Questo perché? Perché questa manifestazione vuole essere in qualche modo, oltre un momento e un'occasione di unione tra due comuni e quindi di condivisione del tagliamento dal punto di vista culturale, dal punto di vista ambientale e perché no, anche dal punto di vista sportivo, ma l'importanza è proprio quella di valorizzarlo, farlo conoscere e in qualche modo anche condividere anche tutti gli aspetti che in qualche modo il tagliamento rappresenta, soprattutto per le comunità che lo vivono, le comunità rivierasche. Questa manifestazione che è arrivata alla terza edizione e che quest'anno si è arricchita ancora ulteriormente, e quando ci è arrivata la richiesta, insomma ecco, la comunicazione di questa iniziativa, siamo stati ben contenti di inserirla all'interno perché si sposa perfettamente con lo spirito anche di questa manifestazione. Sappiamo che il tema tagliamento è un tema molto delicato, è un tema molto importante e sempre di più l'attenzione è sempre maggiore. Lo stiamo vedendo il comune di Codroipo si è fatto promotore del comune capofila per quanto riguarda il percorso di riconoscimento UNESCO, quindi stiamo facendo tutta una serie anche di azioni in questa direzione e riteniamo e soprattutto questo lo vediamo anche in altre amministrazioni rivierasche, che diventa importante cercare di fare massa critica, cercare di condividere le varie problematiche che ci sono e cercare in qualche modo di essere fronte comune in maniera tale da poter portare avanti una forma di tutela che in qualche modo trovi l'equilibrio tra sicurezza e anche rispetto della naturalità. Perché ricordiamo che il nostro fiume, il re dei fiumi alpini, è un bacino idrogeologico unico in Europa. Ci sono oltre 800 studi di tutto il mondo che sono stati fatti negli ultimi 20 anni da parte di università, studiosi e quant'altro, che ci fanno capire quanto sia importante il patrimonio che noi abbiamo davanti a casa nostra. Quindi benissimo questa serata, anzi ascolterò, Roberto lo conosco molto bene, ci conosciamo da molti anni, quindi insomma ecco, può essere, anzi sarà sicuramente un elemento di ulteriore approfondimento e di conoscenza di quanto un po' l'intervento umano vorrebbe fare e di quanto sarebbe opportuno preservare. Quindi io vi ringrazio e lascio la parola al relatore. Buonasera, scusate, poca voce, ma spero di farmi sentire. Grazie intanto per l'ospitalità, grazie al Comune, grazie alla rappresentanza comunale, a Club Alpino che ci ha ospitati la sezione di Codroipo, a Club Alpino Italiano e tutela ambiente montano. Io sono Fabio, del gruppo di cittadinanza attiva Noi Siamo Tagliamento,
Noi in realtà è da molti mesi che siamo sul fronte, diciamo, delle grandi opere, cioè su quello che sta avvenendo sul fiume, su quello che è la progettualità che la Regione intende approntare sul fiume per la, diciamo, mitigazione del rischio idrogeologico riferito alla bassa pianura friulana soprattutto. E concludo anche di fare i complimenti per la sala, perché è veramente bella, è raccolta, ma comunque averci dato l'ospitalità questa sera ci fa molto piacere. Allora, diciamo, il nostro motto è dare spazio ai fiumi, perché è un po' anche, se vogliamo, la nostra missione, ecco, pensare a un fiume che il tagliamento è stato negli anni sempre più sfruttato, sempre più ridotto, e nonostante noi lo vediamo adesso largo, ampio, in realtà un tempo aveva la possibilità di scorrere in golene che comunque permettevano anche una sicurezza idraulica intrinseca, che oggi è venuta meno proprio a fronte di tutti questi interventi, tutti questi, diciamo, continui sfruttamenti. Buonasera. Prego, buonasera. Eccoci. Quindi noi in pratica diciamo, apparteniamo a ciò che ci appartiene, il fiume, questa grande entità, che noi la sentiamo nota, perché appunto oltre ad esserci nati, il Revo al Tagliamento è una realtà naturalistica che viviamo, che coltiviamo, a cui sentiamo di appartenere. Allora, il nostro gruppo di cittadinanza attiva, come dicevo prima, il nostro obiettivo è contrastare le grandi opere in alveo e tutte le opere che potrebbero compromettere la connettività e le caratteristiche di biodiversità tipiche del fiume Tagliamento. Ci siamo attivati per trovare delle soluzioni per la convivenza tra l'essere umano e il fiume, in linea anche con quanto richiesto dalla Nature Restoration Law, che è di recente approvazione europea, come ben sapete. Abbiamo la volontà di porci come ponte tra istituzioni e cittadini, facilitando i processi di divulgazione e coinvolgimento della popolazione. Basiamo le nostre azioni e attività in maniera apartitica sul metodo scientifico, contrastando la disinformazione e garantendo la trasparenza delle informazioni. Quindi quello che ci impegna anche questa sera è portare dei contenuti che siano comunque oggettivi e che siano comunque anche di divulgazione, aperti a tutti e quanto più comprensibili possibile. All'indomani dell'adozione della delibera numero 530 dell'11 aprile del 2024 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, sono sorti spontaneamente comitati di cittadini per dare voce al dissenso verso le grandi opere devastanti attraverso percorsi di partecipazione e mobilitazione. Anche molti comuni hanno approvato l'ordine del giorno di Dignano e Spilimbergo, avvenuto il 17 luglio del 2024, sulla contrarietà alla diga. Allora, adesso vi faremo vedere un video che è una digressione che spiega un attimino gli antefatti dalla modifica del piano di gestione del rischio alluvione venuto a dicembre 2021 fino all'approvazione della mozione Maurmare venuta a novembre 2024. Un attimo che trovo il video. Allora, un video un po' thriller, quindi giusto perché vi devi spaventare come crede qualcuno. Noi ascoltiamo sempre tutti, mi sembra sia stata approvata una mozione ultimamente proprio per ascoltare, però abbiamo il dovere di difendere il territorio e la popolazione dei nostri territori con opere che siano paesaggisticamente compatibili. Noi abbiamo stabilito un cronoprogramma che io ho illustrato in quarta commissione e questo non è che ci bloccherà di andare avanti con quel cronoprogramma. Ovviamente non ci negheremo mai al confronto con il territorio ed evitare tutte le balle in buona e cattiva fede vengono dette, a cominciare da chiamare diga qualcosa che diga non è. E mi sembra che l'ultimo progetto di fatto non stravolga quanto già oggi è in essere, cioè l'attuale ponte, anzi di fatto rimane una situazione invariata rispetto all'attuale. Due opere non sono l'indirizzo politico di questa giunta, si va avanti per atti, l'atto è la delibera di Generalità che si va verso un ponte unico, un ponte traverso, non una diga.
Quindi chi dice diga, dice una cosa falsa. Certo, vedendo quel rendering, quel filmato in quella maniera, se uno mi parla di ecomostro, posso anche essere d'accordo a vedere quel filmato, ma non mi risulta che sia così. Io per primo ero, come ho detto in premessa, favorevole alla chiusura dell'ecomostro della Ferriera. Immaginiamo se avevo prima detto l'ecomostro d'altra parte dell'inquinante diversamente da parte delle regioni. E anche per rispetto nei confronti delle 14.000 firme, io ho il massimo rispetto della volontà della cittadinanza, della popolazione. Comitati, la raccolta delle firme, non dobbiamo farci inquinare dal momento di una raccolta di firme di persone che sulla consapevolezza di cosa firmano e sull'informazione che hanno, che garanzie abbiamo noi e che garanzie abbiamo dato loro di firmare una cosa consapevolmente. La soluzione delibera 530 è quella attraverso la Minante a Dignano. Abbiamo assistito oggi a dei cartoni animati, è un render su un progetto, farci vedere delle immagini di fantasia, non è stato un bel gesto. No, però se tutti questi 14.000 sanno, non ho firmato, perché se tu mi mandi un documento in cui dici che tu vuoi lasciare il fiume bello così come una cartolina, io ti rispondo di sì. Se poi però mi fa un'altra domanda, che a fronte del lasciarlo così, gli esperti scienziati dicono che può venire come peggio del 66, con morti e danni stimati in molti miliardi, allora dico, beh, allora magari qualcosina si può anche fare. Non solo, se non si facesse niente, io penso che ci sarebbero anche degli interventi proprio nella zona, penso dello Spedimberghese, perché ci sono delle aree costruite in zone, sono oltretutto strutture molto importanti, in zone che rischierebbero di essere allagate. Noi ascoltiamo sempre tutti. Perché noi ascoltiamo il territorio. La novità centrale di dicembre è l'adozione del piano di gestione del rischio alluvioni da parte dell'autorità distrettuale di bacino delle Alpi Orientali. La novità di questo piano di bacino è che ha preso atto delle opere di messa in sicurezza che sono già state eseguite, in maniera da rendere buona parte del territorio, che sostanzialmente aveva un'edificabilità molto, molto difficile, edificabili, insomma, cioè non ha bloccato, come poteva essere, l'attività edificatoria in molti comuni, per cui un atto veramente molto importante. La mappatura che rileva la pericolosità, appunto, il rischio idraulico, adesso viene gestita, insomma, con delle norme di attuazione che non prevedono più gli stessi divieti che prevedevano in precedenza. Il tagliamento comunque scorre per la maggior parte in Friuli e lì, insieme a tutte le opere del basso corso del fiume, sono anche previste dal piano di gestione del rischio alluvioni precisamente le opere da fare a monte, con anche una determinazione temporale molto precisa, e insomma abbiamo dei tempi molto precisi e anche delle opere molto precise. C'è un progetto, lo facciamo, abbiamo bisogno dei tempi, perché abbiamo estrema urgenza. Ad oggi abbiamo questo progetto con delle modellistiche e su questo ci basiamo. Ripeto, siamo in attesa, se qualcuno ha la soluzione ai problemi e poi alla fine lasciamo il fiume com'è, ben venga, ma dubito questo si possa fare se non si vuole prendere la tisana e portarla da un'altra parte e trasferire tutta la popolazione. A fronte di tante affermazioni di ogni tipo e anche le più fantasiose, io penso che va bene un confronto con 5 esperti indicati dai comuni, però questo non va a inficiare o rallentare quello che oggi è il cronoprogramma che ho illustrato proprio qui. Ecco, questo un semplice video, per riassumere quello che è successo da un anno a questa parte, più di un anno a questa parte. Grazie della sua entrata.
e praticamente sì, l'ascolto con il territorio dei cittadini non è mai avvenuto in realtà, quindi è stata un po' anche una provocazione fare un collage di video, perché proprio il discorso anche di ascoltare quello che i territori avevano da dire non è mai avvenuto. Bene, stasera noi siamo qui per condividere con voi questo percorso che consiste in sensibilizzare quante più persone possibile sulle tematiche legate al fiume e sulla sua inestimabile ricchezza in termini di habitat e biodiversità. È un ambiente unico. Informare la popolazione su cosa sta succedendo in merito alle grandi opere in fase di studio sul tagliamento, fare un po' di chiarezza rispetto al rumore mediatico e alle informazioni istituzionali non sempre trasparenti. Questa serata l'ingegner Giorgio Damiano illustrerà gli aspetti tecnici della delibera 530 del 2024, che ad oggi è l'unico documento di riferimento, al di là di quello che dice la Regione, riguardante il manufatto tra Dignano e Spilimbergo e quello nella zona di Varno con le relative casse d'espansione. Questo è poco illustrato nella delibera, però con quello che siamo riusciti a leggere, insomma, e quello che siamo andati poi a vedere sul posto, ci siamo fatti un'idea di quello che sarà l'impatto anche di queste casse d'espansione. Il naturalista Roberto Pizzutti farà una panoramica sul tagliamento dalla sorgente alla foce, spiegandone morfologia, caratteristiche naturali e biomi, tutto accompagnato da foto meravigliose. L'intervento dal pubblico, allora noi chiaramente vi daremo spazio anche degli interventi a fine delle nostre presentazioni, vi chiediamo massimo rispetto e umiltà durante gli interventi, le dinamiche, insomma non serve a dirlo, le dinamiche del tagliamento sono molto complesse e ognuno pensa di avere la soluzione ai rischi idrogeologici in tasca, ma noi per primi abbiamo dovuto fare un bagno di umiltà nell'acqua del fiume per liberarci da preconcetti arcaici errati sulla gestione della risorsa idrica, appunto la parola sgaiamenti, e per prenderne di nuovi più validi attraverso la partecipazione attiva e la cittadinanza partecipe. Buona serata e seguiteci, avete la possibilità di seguire i nostri canali informativi inquadrando il QR code che vedete lì, perché non abbiamo lo striscione, ce l'abbiamo ma non l'abbiamo tirato fuori, e quindi in caso comunque abbiamo un modulo in cui potete, se avete piacere, di rimanere in contatto con noi, insomma firmarlo lasciando i vostri contatti e poi vi inseriremo nella mailing list e quant'altro. Ecco, prima di salutarci vi vogliamo ricordare di firmare una petizione sul rafforzamento del servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia, che vi spiegherà meglio Roberto poi nel suo intervento, e cui moduli lasceremo qua a disposizione prima di salutarci. Benissimo, vi ringraziamo, adesso vi lasciamo appunto a Giorgio Damiano, che vi spiegherà quello che riguarda il discorso della traversa delle opere sul tagliamento. Bene, passo il cavo. Scusate che grazie per l'applauso spontaneo. Lì qua, vai. Il computer è grande, perfetto. Eccoci qua. Allora, no, mi lasci pure la luce accesa, cortesemente. Stava bene. Sì, grazie. Vedete voi come siete con... Riuscite a vedere comunque? Sì. Grazie. Allora, vorrei intanto premettere, perché sennò ogni volta veniamo accusati di non voler preservare la sicurezza delle persone che vivono attorno al tagliamento, no? Noi siamo tutti coscienti della necessità di mitigare il rischio idraulico del tagliamento al fine di preservare dalle esondazioni le popolazioni sia del basso tagliamento sia del medio che dell'alto tagliamento. È chiaro che di fronte a soluzioni che sono devastanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e naturalistico, non possiamo che opporci e cercare soluzioni alternative. L'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali nel 2023 ha aggiornato la proposta per gli interventi riguardanti il tagliamento. In pratica l'intervento che avevano scelto in passato era quello di fare una diga per trattenere 18 milioni di metri cubi di acqua nella stretta di Pinzano. Successivamente invece l'autorità di bacino ha deciso di costruire una traversa laminante con luci mobili a paratie piane adiacente al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea in alveo attivo.
Cioè hanno cambiato un po' le decisioni, poi anche su questo non si capisce come mai hanno cambiato la decisione. Infatti una delle domande, tra l'altro fatta da uno degli esperti che è stato ricevuto dall'autorità di bacino a Venezia il 19 marzo, è stata proprio la prima e unica, che ha detto: perché avete cambiato? Cioè perché avete spostato la diga di Pinzano? Non che quella fosse meno devastante, cioè, lo dico per inciso per evitare che qualcuno pensi che siamo più propensi a questa o quella. E a questa domanda non è ancora stata data nessuna risposta. In pratica l'autorità di bacino ha scelto questa nuova opera specificando di aver preso atto del documento di sintesi del laboratorio tagliamento che è stato istituito dalla regione e che a settembre aveva il compito di fare delle ipotesi su nuove opere, su opere alternative a quelle scelte, e il documento di sintesi è stato emanato nel 2011. A quella commissione, denominata Laboratorio Tagliamento, facevo parte anch'io. Il compito di quella commissione era di individuare le possibili ipotesi progettuali idonee a garantire la mitigazione del rischio idraulico lungo l'asta del fiume. Quello che vedete in questa diapositiva è la graduatoria che era uscita da quella commissione, cioè in pratica i punteggi che vanno da un punteggio al massimo poteva essere 1 positivo fino a punteggi negativi. Come potete constatare, la traversa di Pinzano, che tra l'altro era, come dire, all'inizio si era deciso che non si dovevano prendere in considerazione opere, cioè proposte di opere fatte sulla traversa, sul ponte di Pinzano, sulla stretta di Pinzano. Però poi, siccome la commissione comunque non era una commissione che doveva decidere, era una commissione che doveva proporre, è stato deciso di prendere tutte quante le opere. È stata fatta un'operazione che è durata anche molti giorni e alla fine è uscita questa graduatoria. La seconda classificata è uno scolmatore in sinistra a tagliamento, poi un altro scolmatore, poi una cassa di espansione a Dignano, e quella che è stata scelta dall'autorità di bacino è quella che è arrivata giù in fondo con un punteggio pari a meno 0,08. Quella proposta lì era stata scartata per vari motivi, perché c'era anche la motivazione per cui era stata fatta la graduatoria, ognuno dava la motivazione. La motivazione era un po' per la perplessità sulle paratoie mobili, l'interferenza di diaframmi in alveo sul regime idrodinamico delle acque sotterranee, le ripercussioni sotto il profilo ambientale a monte e a valle dell'opera in condizioni di regime idrologico ordinario, problemi di natura costruttiva e di cantiere per l'attacco della traversa arginale in sinistra idrografica. Cioè in pratica tutto ciò che è venuto fuori adesso con queste discussioni che fanno i vari comitati erano già state individuate dalla commissione laboratorio tagliamento. Cioè il fatto di fare un'opera di quel tipo era un'opera devastante dal punto di vista naturalistico e ambientale, perché si finiva a chiudere e a limitare in maniera che non si sa ancora bene come, quello che è il corso del fiume nel subalveo, cioè tutte le acque che scorrono nel subalveo che in condizioni normali possono essere anche di una portata superiore a quelle che scorrono in superficie. Nonostante questo, la Giunta regionale, dopo aver preso atto dell'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni, con la delibera 530 dell'11 aprile dello scorso anno, ha decretato gli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico lungo il corso del fiume e ha allegato a quella che è la delibera 530 un documento che è il documento che adesso si chiama anche in un altro modo, ma è lo stesso documento, che è un documento preliminare alla progettazione che deve fare il RUP, il responsabile unico del procedimento. Quel documento che dica l'assessore Scoccimarro, quel documento è un documento che dà le dimensioni, dà la grandezza, la tipologia, un documento che è di una 70ina di pagine ed è precisissimo, dice perfettamente come deve essere costruita l'opera. Da quel documento io,
grazie anche all'architetto Lauretano, che è un consigliere comunale un assessore comunale di Spilimbergo, ed è molto bravo, è lui che ha fatto il rendering, su quelle che sono le dimensioni che io, assieme anche a lui, abbiamo tirato fuori da quel documento. Cioè lì, in quello che vedrete, non c'è niente di inventato. L'unica cosa che è, tra virgolette, stata dedotta è la distanza della traversa, chiamiamola così, che se no si arrabbia l'assessore Scocimarro, della traversa tra il ponte, la distanza tra il ponte e la traversa. Però ci sono dei dettagli che dicono che nel caso in cui la traversa venga costruita a monte del ponte, in prossimità del ponte, devono essere coinvolte anche le fondazioni del ponte esistente, per evitare che nel caso di piene eccetera queste vengano scalzate dalla piena, dall'acqua. Pertanto noi l'abbiamo posta a 50 metri rispetto al ponte, anche perché se dovessimo farla più lontana non ci stiamo dentro su quelli che sono i volumi che hanno deciso di invasare. Se la facciamo più vicino diventa un po' troppo pericoloso per il ponte. Poi le idee che hanno loro su tenere il ponte, non tenerlo, cioè io ormai ho perso il segno e devo dire la verità che non riesco neanche più a seguirli. Infatti dico, questa sera mi fa molto piacere di essere qui a Codroipo, anche perché è il mio paese natale, ma avrei anche deciso di dire basta, continuiamo a fare divulgazione, ma basta, perché finché non ci dicono, primo, che cosa vogliono veramente fare, secondo, che l'autorità di bacino risponda a quella trentina di domande che hanno fatto gli esperti che sono andati a Venezia il 19 e poi anche 15-20 giorni fa, sì, è inutile andare avanti. E ho la vaga impressione che non hanno nessuna intenzione di rispondere. Questa è la cosa più vergognosa. Io adesso vado un po' a braccio, andrò più veloce, ma è che dopo 1 anno e 2 mesi, e un mese che siamo qua a discutere, non abbiamo avuto nessun riscontro da parte della Regione, né negativo né positivo. In questo momento direi che sarebbe il caso che qualcuno cominciasse a dirci qualcosa. Allora, vado un po' a braccio perché poi avevo aggiunto qualche cosetta, perché c'è l'unica cosa che si è aggiunta negli ultimi, da novembre, dopo che abbiamo avuto l'audizione in 4ª commissione, è la relazione del professor Petti dell'Università degli Studi di Udine, che è una relazione che secondo me è non importante, importantissima su quelle che sono le conseguenze che ciò che hanno fatto ricadranno sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Cioè sono conseguenze devastanti dalla Tisana in giù, e dopo lo vedremo. Cerco di essere veloce. In questa seconda diapositiva vedete dove verrà fatta questa traversa. È una traversa che è lunga 2350 metri. E la cosa più ironica, che io fino adesso non l'ho mai detta, però siccome adesso abbiamo parlato della stretta di Pinzano, è che c'è un trafiletto, un paio di righe dove dicono che abbiamo fatto questa scelta perché 500 metri più in su, più a nord, il tagliamento era più largo. Ma ci state prendendo in giro. Se andate 3,5 km più in su, trovavate una stretta di 150 metri. Cioè, ripeto quello che ho detto prima, io sono contrario sia alla prima che alla seconda scelta, ma è una presa in giro, no? Che ci vengano a dire che se lo facevano 500 metri più in su era più stretto. Allora, questa è tra l'altro un'area ZSC e non so come se la caveranno per venirne fuori. In questa terza diapositiva sono in pratica segnate le curve di livello del fondo dell'alveo, cioè quello che è il fondo. Se vediamo sotto il ponte siamo a 96, io non riesco a vedere, comunque sotto il ponte qui vedete siamo a 96 metri, sopra il ponte a livello stradale siamo a 102 sul livello del mare. Cioè ricordiamoci questi due numeri, perché poi vedremo quanto invece è alta la traversa che vogliono fare. Queste sarebbero le zone. Sì, la traversa con questa chiusura porterebbe a fare un invaso di circa
29 milioni di metri cubi. Quella di Pinzano, prevista, che è stata stralciata, diciamo, portava a fare, io non so chi lo sa, chi si ricorda, negli anni 70 era stata progettata una diga a luci fisse che avrebbe trattenuto una quantità d'acqua pari a 100 milioni di metri cubi, che ha fatto scoppiare il finimondo perché mandava sotto Forgaria, mandava sotto le strade, mandava sotto la zona industriale della Lima, eccetera, eccetera, no? E quella lì è stata, c'è stata la rivoluzione quella volta, no? Io me la ricordo perché ho avuto come insegnante il professor Cola, l'ingegner Cola, che era il progettista all'Università di Udine, e lui ce lo raccontava, ci diceva non si è fatta perché non c'era la volontà popolare di farla, usava proprio questa terminologia. Adesso quella seconda di Pinzano che avevano deciso di fare arrivava fino a 18 milioni, 100 milioni, 18 milioni. Stralciata, adesso ne vogliono fare una a Trasfilibergo Dignano di quasi 30 milioni di metri cubi. 30 milioni di metri cubi mandano sotto tutto quello che vedete lì. Allora c'è, a parte in destra tagliamento, che vediamo la parte di Spilbergo, va sotto la scuola agraria, va sotto tutta la parte sportiva, del campo sportivo, tutta la zona ricreativa della chiesa, diciamo, tutti gli abitati e tutte quanti le aziende agricole che si trovano in tagliamento. È vero, sono dentro il tagliamento, però voglio dire, la scelta è questa di mandarle sott'acqua. In sinistra tagliamento, cioè in pratica a Dignano, abbiamo varie aree ricreative, e poi abbiamo cave e altri insediamenti che sono all'interno sempre del tagliamento. Questo è uno spaccato di quello che vogliono fare, cioè loro vogliono, come potete vedere, a circa 50-60 metri da quello che è il ponte esistente, fare questa struttura, che è inutile che qualcuno dica che è un mostro come è stata disegnata. No, non è un mostro come è stata disegnata come loro l'hanno progettata e l'hanno determinata. Ha ragione, qui l'assessore Scocimarro ha ragione, è un mostro, ma l'hanno fatta loro così. Questa, se vediamo la soglia, come vi dicevo prima, sono 96 metri sul livello del mare, no? In pratica il fondo della ghiaia. Il ponte fa 102. Noi per riuscire ad avere un invaso di 29 milioni di metri cubi dobbiamo portare l'acqua fino a 105, poi dobbiamo dargli sicuramente alle paratoie 1 metro di salvaguardia, più sopra ci sarà la luce che deciderà il progettista di quanto deve essere a protezione, diciamo, dell'intero sistema. Dovesse succedere che non riescono a tirare su le paratoie, l'acqua deve uscire da sopra. In più sopra, e c'è scritto benissimo dentro il documento allegato alla delibera, c'è scritto che bisogna fare una strada che non è il ponte che qualcuno vaneggia, è una strada semplicemente di servizio. Il ponte attuale è lungo quasi 1 chilometro, sono 975 metri. Compresi gli argini, cioè da una parte verso Dignano ci sono 350 metri di argine, no? Dall'altra parte arriviamo il totale arriviamo a 2350. Bene, oltre a questa struttura, pertanto, bisogna costruire degli argini sopra che hanno la stessa lunghezza e hanno la stessa altezza, cioè finiscono a 108 metri sul livello del mare. Più immaginiamo di avere anche sicuramente sopra una protezione, un parapetto, guardrail, eccetera, e più sopra previsti dal documento allegato alla delibera dei carri ponte che servono per movimentare le paratoie sotto. Ma non solo questo, le paratoie, che sono 35, che dovrebbero essere tante quante le luci del ponte, le paratoie non saranno tutte mobili. Ma è chiaro che non possono essere tutti mobili. Immaginatevi un qualche cosa di meccanico che deve sollevarmi le paratoie, perché l'acqua esce da sotto, deve sollevare le paratoie per far uscire
solo 4.000 metri cubi al secondo, perché la portata centenaria è di 4.600 erotti. Nella realtà i 4.650, no? Poi stiamo parlando in idraulica, non è un numero preciso. L'idraulica non è una scienza come la matematica precisa, è una scienza che si fa sulle osservazioni, sulle misurazioni, e i dati cioè quel dato lì di 4.650, 4.625, quello che è metri cubi al secondo, è un dato che risale sì all'alluvione del 66, ma nella realtà è un dato manipolato dagli studiosi di quel periodo, che lo hanno incrementato, il numero che hanno trovato lo hanno incrementato di circa il 20-25% per riuscire in qualche maniera per la sicurezza, ecco, per avere un numero che dà più sicurezza. E quello lì è sempre quello, è dal 66 che gira, 4.600 erotti metri cubi. Allora, noi facciamo passare solo 4.000, benissimo. Adesso, sempre all'interno di quel documento, perché io sulle varie diapositive poi guardiamo la numero 4, scrivo allegato alla delibera giunta, pagina 14, no? Scrivo perché all'inizio, quando abbiamo cominciato a fare le prime conferenze, qualcuno faceva scrivere sui giornali che stavamo dicendo delle bugie, delle balle, ma l'ho detto anche prima, no? Scoccimarlo, basta dire balle, Nosè una diga, c'è una traversa, cambia niente, traversa e diga è semplicemente è una definizione della normativa. Tra traversa e diga dipende da come viene gestita questa traversa, diventa diga quando è superiore a 10 metri diventa diga sicuramente, in questo caso viene definita traversa perché è meno di 10 metri, ma non solo per quello. Comunque va bene traversa, però pensate di avere un'altezza, un tirante d'acqua che da 96 arriva a 105, cioè sono 9 metri di acqua. 9 metri di acqua. A questo punto, questi sono gli argini, come vi avevo detto, che continuano. Ecco, queste immagini sono tratte dal rendering, sia da una parte che dall'altra. Questo è l'aspetto che noi vediamo se dovessimo guardare la traversa costruita con il ponte a valle, cioè stiamo guardando verso nord. Torniamo un momento sulle paratoie. 35 paratoie non possono essere sollevate e abbassate tutte insieme, no? Saranno probabilmente come saranno costruite, la tipologia non è specificata, infatti lì c'è scritto che sarà il progettista a decidere come fare, però saranno piane, perché c'è scritto piane, pertanto potremo averne 9 metri, 3 paratoie di 3 metri, allora queste saliranno, no? Nel momento in cui non servono, salgono, ma non possiamo farle andare su e giù tutte, pertanto alcune, c'è scritto, e io continuo, scusatemi, c'è scritto, non è che lo sto dicendo io, alcune saranno chiuse, cioè in pratica saranno delle luci cieche chiuse. E poi si deciderà se fare luci chiuse con paratoie chiuse oppure che so, fare setti di calcestruzzo. La profondità dei setti sotto, per evitare che il tutto venga sifonato, cioè che l'acqua passi sotto e mi ribalti il tutto, no? Andranno giù per 25 metri, forse anche 30, per tutta la lunghezza, ma alcuni progettisti dicono che forse non serve, non lo so, bisogna fare un lavoro specialistico su questo, no? Poi, in caso di temporali, no? Noi sappiamo benissimo che la corrente elettrica salta, pertanto tutta quella roba lì deve funzionare con gruppi elettrogeni ridondanti che devono funzionare sempre, le paratoie devono andare su e giù e quando servono devono funzionare, non possono non funzionare, perché altrimenti abbiamo speso 1 miliardo, perché chissà cosa spenderemo per fare quella roba lì, no? Allora, e poi nel momento che serve non funziona, basta che si inserisca un tronco all'interno di una paratoia, quella non scende più. E pensiamo alla manutenzione di tutta questa cosa, cioè anche soltanto dei gruppi elettrogeni. Io nei miei ultimi anni di lavoro mi sono occupato
non di parti civili, tra virgolette, ma proprio di impiantistica. Gruppi elettrogeni, 35 gruppi elettrogeni da controllare, cioè significa farli funzionare almeno una volta alla settimana senza togliergli la corrente, diciamo, e poi almeno una volta al mese farli funzionare togliendo corrente per vedere se funziona tutto. Provate solo a immaginare, anche perché qui questo non c'è, il piano di manutenzione non c'è in questo documento allegato alla delibera. Provate a immaginare quanto costa tutta questa cosa, con un rischio elevatissimo che quando si tratta di farla funzionare non funzioni. Voglio vedere chi è in grado di dirmi che ciò che ho detto non è vero. Ecco, qui potete vedere, qui c'è un piccolo errore, ma non l'ho fatto io, anche questa è allegato, è a pagina 31, cioè hanno messo scarpata a destra e scarpata a sinistra, li hanno invertiti. Comunque, come vedete, la parte centrale è quella del ponte, questa qua è quella degli argini in sinistra, giusto, e questa gli argini in destra. Torniamo a questa nostra diapositiva. Bene, se vedete qui sotto, per collegare le due strutture, per collegare le due opere, cioè bisogna fare una platea enorme. Cioè immaginatevi quanto calcestruzzo bisognerà metterci dentro. Io ho fatto 2 conti, ma è spaventoso. Tra quelli che sono i setti in profondità, tra quello che è la parte in elevazione e quella che è la platea che andremo a costruire, sì, e poi dopo anche i setti, no, i diaframmi, li andremo a fare anche negli argini, non è che li facciamo solo lì. Sappiamo benissimo i problemi che ci sono adesso nelle arginature del tagliamento e che non si capisce ancora come mai non finiscano di fare la sistemazione degli argini del tagliamento. Devo andare via veloce che vedo che sono già... Ecco, poi è stata brutalmente contestata questa struttura, no? Questa qui è un'opera di fantasia, ha detto Scocimaro, ha dichiarato ai giornalisti. Un'opera di fantasia. Come ho detto prima, questa non è assolutamente un'opera di fantasia. Questa è quello che hanno deciso loro. Ma non solo, perché loro nel documento allegato alla delibera hanno inserito una piccola indicazione che è a pagina, se non sbaglio, 59. Dicono che la struttura sarà fatta come quella, hanno dato un esempio, no? Come quella di Meduno, però non è nel nostro caso perché lì la strada è altissima e le paratoie sono sotto, come quella della diga di Isola Serafini a Monticelli Dongina. Uno va in internet, va sul Po e se la trova, eccola qua. Ma veramente quella che avete visto prima non è tanto differente. Questa ho preso anche le misure, ho tirato fuori anche da internet un programma di manutenzione che stanno facendo adesso, perciò ho le misure. Questa è più alta ed è più larga. Le misure a noi ce le dà il ponte. Se ci sono 35 aperture, la misura sono quelle del ponte. Non c'è possibilità di errore. Di quella di Pinzano, più alta. Sì, questa è più alta questa. Come altezza, sì. Perché guarda, è più alta per proporzione, perché sono andato a vedere le misure. Comunque come è fatta è uguale, è la stessa. E sopra, guardate, ci sono i carri ponte che corrono per la manutenzione della parte delle paratoie sotto, e qui abbiamo messo, guardatela, non ci siamo discostati di tanto. Allora, questa è l'opera che vogliono fare a Spilimbergo. Devastante, cioè è inutile che non è possibile fare un'opera così. Io per 30 anni ho fatto Spilimbergo-Palmanova e sono passato sul ponte mattina e sera, e cioè il pensiero che lì mi facciano un'opera che è alta come un condominio e che devasti il tagliamento. Questa sera siamo venuti qui a Codroipo, siamo passati sul tagliamento, era una cosa straordinaria. Questo non significa che non si devono fare interventi per preservare, perché diceva Scocimaro prima, se è bella la fotografia, la cartolina, ma cosa c'entra? Perché devo fare una devastazione se posso fare altro?
Allora, questa è l'opera di Spilimbergo. Oltre a questa, hanno deciso di fare un'altra opera, e questa la fanno a Madrisio. A Madrisio hanno deciso di prendere l'acqua dal tagliamento, fare un'altra traversa, portare fuori l'acqua in 3 bacini, no? Per un totale di 22 milioni di metri cubi. Allora, ne abbiamo già 29, facciamo 30 per fare i conti giusti, no? 30, 50, arriviamo a 51, ok? 51 milioni di metri cubi. Cioè, uno si chiede, ma perché abbiamo fatto tutto questo? Perché questa cosa? Perché hanno deciso, anche contro altre relazioni fatte anche da uno studio olandese che diceva che alla Tisana 4.000 metri cubi passano, hanno deciso che non passano più 4.000 metri cubi alla Tisana, devono passarne 3.600. Allora, per riuscire a laminare da 4.600 a 3.600 devono fare ancora una vasca di espansione di questo tipo. Questa vasca di espansione, tra l'altro qui ci sono anche degli errori tra quello che ha fatto l'autorità di bacino, delle differenze di superfici anche grossolane, e quello che poi è stato allegato alla delibera. Mi dicono che la delibera è quella giusta. Comunque, questa sarebbe la zona dove viene fatta queste 3 casse di espansione. Adesso, se noi scendiamo anche in questo caso, no? In pratica qui abbiamo una cassa di espansione fuori alveo, e abbiamo, a differenza, cioè nei 2 casi abbiamo altezze diverse del terreno, diciamo, quale sarà il livello idrico massimo sul livello del mare, no? E abbiamo o 15 o 16, cioè c'è un metro di differenza. Ma devo dire la verità, non sono neanche ancora molto sicuro su questo, perché i dati non sono concordanti, sono discordi, pertanto comunque c'è, lì devono fare 3 vasche di espansione, cioè un'unica vasca divisa in 3 pezzi. L'altra cosa più... Ecco, queste sono le superfici, e le 2 superfici, una è di circa 15 km quadrati, l'altra invece risulta di 20 km quadrati. Allora, su questa cosa però non c'è niente, cioè nella delibera c'è solo scritta la superficie, c'è scritto che bisognerà tirare fuori l'acqua dal tagliamento per tot metri cubi, però non c'è nessun riferimento a quanto sarà alto gli argini, quanto saranno alti la traversa, come sarà fatta la traversa, è lasciata lì, è anche un po' strana questa cosa. L'altra cosa invece che stupisce e ci lascia perplessi è quella della variazione delle portate. Allora, prima di questo ultimo piano del rischio idraulico dell'autorità di bacino, la portata era questa, cioè arrivavano alla Tisana 4.000, venivano smistati 2.500 sul Cavrato e 1.500 andavano verso Lignano, alla foce, e questa situazione, diciamo, pareva funzionasse, cioè c'erano anche relazioni, c'erano anche degli studi che davano ragione a questa tipologia. Cosa succede? Che in questo secondo piano l'autorità di bacino ha invertito le portate. Dico invertito, non è proprio così, perché ha deciso che non sono più 4.000 i metri cubi al secondo che devono passare per la Tisana, ma devono diventare 3,6, no? Pertanto abbiamo tutta quanta la laminazione a Spilimbergo e a Madrisio. E poi quello che deve passare in tagliamento sono 2.400 e nel Cavrato sono 1.200. Perché hanno preso questa decisione? La risposta ufficiale è perché il Cavrato ha problemi negli argini. Va bene, mettiamoli a posto allora, no? Siccome sono ormai da quando c'è stata l'alluvione che in tutti gli studi addirittura dicono che la portata che deve venire portata fuori a Cesarolo
deve arrivare a 3.000, neanche a 2,5, ma bisogna fare in modo, lo stesso ingegner Cola diceva, bisogna fare in modo di fare le opere per portare fuori 3.000 metri cubi al secondo del Caprato. Loro hanno cambiato tutto, cioè loro adesso hanno deciso che le portate, la proposta che dicono, sono 3.600 che arrivano giù, 2.400 da una parte e 1.200 metri cubi da quell'altra. Benissimo, io penso che tutti voi sappiate più o meno qual è il canale Caprato, il canale scolmatore. Chi va a Bibbione, quando si va a Bibbione, ad un certo punto si passa sopra un ponte molto lungo e sotto c'è il grano turco di solito, la soia, cioè non dà l'idea di essere un canale scolmatore, ma nella realtà da Cesarolo, poco prima di Cesarolo, quando il fiume fa un'ansa, l'acqua quando si alza esce in questo canale che l'acqua riempie completamente il Caprato. Cosa succede? Cosa succede adesso con questa variazione? Allora, su questa variazione io vi do solo dei numeri che ho tratto dalla relazione del professor Petti. Adesso vi faccio vedere. Allora, questa è in pratica, sono le zone prese in considerazione. Allora, io me le sono studiate. Chi è pratico della zona magari le riconosce. Comunque, quando siamo, questo è il Caprato, no? Che porta fuori e finisce a Baseleghe, a Bibbione in pratica, no? Verso Caorle. Questo è il tagliamento. Noi abbiamo preso due sezioni, una qui sul Caprato e una qui sul tagliamento. Queste sono le zone che vengono in pratica, che verranno allagate con questa variazione delle portate. Cosa succede? Succede in pratica che scendo, guardate, a Pertegada, questa zona sotto, quella di Pertegada, quella arriva tutta sott'acqua. Quelle sono questa qua, sono delle aziende agricole là sopra, vanno sott'acqua, queste vanno sott'acqua, l'isola dei Picchi viene tutta quanta sommersa e poi dopo andiamo a vedere cosa succede a Lignano, no? Ho chiesto al professor Petti se potevo far vedere il suo studio, mi ha detto assolutamente sì, pertanto ve lo faccio vedere. Tutta questa zona qui, Marina Azzurra, Parco Zona Punta Verde, Marina Punta Verde, queste finiscono sott'acqua. Adesso cerco di spiegarmi in maniera semplice, perché il discorso è molto complicato, nel senso che leggendo la relazione del professor Petti si capisce anche quelle che sono le portate, come va anche i 3.600 che arrivano, che possono aumentare per una questione di rigurgito, che possono diminuire, eccetera. Se io fino adesso, con un tempo di ritorno, cioè con una pioggia ipotetica che viene una volta ogni 100 anni, avevo 1500, la pioggia dei 100 anni mi portava una portata, no? Verso Lignano di 1500 metri cubi. Questa portata di 1500 metri cubi mi mandava sotto un po' di zone, ok? Dalla parte del Caprato ne uscivano 2004-2005. Se io adesso inverto le portate, cioè fino adesso noi abbiamo sempre ragionato quei 1500 metri cubi. Se io comincio a pensare che nel Caprato mi possono uscire solo 1200 e nel tagliamento 2,4, 2000, se non mi seguite mi fermo, se io ho fino a 2400 metri cubi, il Caprato resta a secco, non esce niente nel Caprato, esce tutto in tagliamento. E allora cosa succede in tutte le zone che vi ho appena fatto vedere adesso? Sì, prima andavano sotto solo ogni 100 anni, cioè quando la piena era di 1500, e adesso? Allora adesso ve lo faccio vedere in un paio di tabelle. Poi ho finito, non voglio dilungarmi oltre. Allora,
anzi ve lo faccio vedere in una sola tabella, che è la cosa migliore, perché altrimenti vediamo. Ecco, se noi guardiamo cosa succede, come vedete sopra, vedete, sono 2400, allora qui sono 2400 metri cubi adesso nel cavrato, cioè questo è quello che prevedeva il piano, no? Del rischio nel 1997. Sotto 1460, 1500, per quello dico 40 più 40 meno, non cambia niente. Sotto è quello che passava nella portata massima a volta, come vi ho fatto vedere nel tagliamento subito sotto dove si separano, no? Il fiume Cavrato con il fiume. Questo succedeva in quelle zone che vi ho fatto vedere. L'azienda agricola Simeoni andava sotto di 2, stiamo parlando però, attenzione, di una piena centenaria, cioè ogni 100 anni. Simeoni andavano sotto di 2,67 m. Insediamento di Pertegada non va sotto. Insediamento dell'altezza di Duranti non va sotto. L'isola dei Picchi, quella particolare che avevo visto, non va sotto. Bevazzana andava sotto, però stiamo parlando sempre di una piena centenaria. Marina Azzurra va sotto di 2 metri. Marina Punta Verde di 2 metri. Di 1,08. Poi Marina 1 niente, non va sotto, il camping non va sotto. Col cambio, cioè con ciò che prevede il piano generale del rischio alluvioni del 2021, che 1200 vanno nel cavrato, vedete, 2004 nel tagliamento, per 100 anni va sotto tutto. Ma non è questo il più grosso problema. Il grosso problema è che dopo i 1500 metri cubi, stiamo parlando dell'acqua che va sempre nel tagliamento e basta. Se prima i 1500 arrivavano una volta ogni 100 anni, no, adesso arrivano molto più spesso. E infatti lo studio che ha fatto il professor Petti, eccolo qua, cominciamo a vedere che Bevazzana, Marina Azzurra, Parco Zoo, Marina Punta Verde vanno sotto acqua, quei metri che vedete, ogni 6 anni. Ogni 6 anni vanno sotto. E se noi andiamo a vedere cosa succede quando la portata è di 1800, allora abbiamo detto 1500 era il massimo che usciva in tagliamento, ma adesso il massimo è 2004, perciò tra 1500 e 2004 c'è tutta una riga di anni che le zone lì vanno sott'acqua. E qui nello studio del professor Petti lui l'ha fatto per 6 anni e per 12 anni. Per 12 anni va sotto tutto. Ogni 12 anni va sotto tutto tranne Marina 1 e il campo Village Pino Mare. Cioè io non lo so se a Lignano, questo è uno studio stato fatto è stato fatto proprio dalle società di cui parlavamo un momento fa, cioè in pratica è stato fatto, pagato, sì, è stato fatto fare, pagato da tutti questi in pratica, soprattutto quella parte della Marina Azzurra, il Parco Zoo, Marina Punta Verde, perché loro si sono resi conto che gli puzzava un po'. Cosa cominciamo a fare adesso? Cioè, cosa si deve fare adesso? Cioè, la sindaca di Lignano ha coscienza di questo? Cioè, io faccio solo una domanda, perché siccome lei era in 4ª commissione, il suo intervento l'ho sentito un po', come posso dire, un po' non molto convinto su quello che stavamo dicendo, no? Era un po' polemica, e vorrei capire. Ma poi credo abbia cambiato un po' idea. È cambiato? Sì. Ma pare di intuire. Speriamo per lei e per quelli del Lignano. Immagino le abbiano girato i signori lo studio. Hanno fatto una riunione. Ecco, io adesso ti rubo ancora un minuto, poi ho finito. Faccio vedere solo una cosa, perché io vi ho parlato, però vi faccio vedere solo cosa succede in queste zone. Come potete constatare, l'acqua invade completamente Marina 1 e entra dentro, camping, eccetera. Cioè questo è quello che succede.
se noi andiamo, guardate anche qua, Parco Zoo Punta Verde va sotto completamente. Cioè queste sono in pratica diapositive ricavate dallo studio che ha fatto il professor Petti. Cioè guardate i numeri. L'azienda agricola dei fratelli Simeone va sotto di 4,5 metri. L'insediamento all'altezza di Pertegada, quello di tutte quelle case, che è vero che sono dentro l'argine, ma vanno sotto di 4,35 metri per un tempo di ritorno di 100 anni. Però prima non era così, perché non andavano sotto. Io avrei finito. La ruota libera. Sono domande, passiamo. Facciamo domande così. Facciamo un po' di domande. Potrebbe essere che neanche non intervenga. No, facciamo le domande. Facciamo le domande, sì. Ok, sì, facciamo un breve break, quindi se qualcuno ha delle domande per l'ingegnere, poi eventualmente passiamo alla relazione di Pizzutti. Qualche domanda? Così a caldo. Sì. Io ho una domanda. Prego. Loro, chi sono loro? Cioè chi è che sono i promotori? Prego. Parlo spesso di loro. Chi sono loro? Sono perso l'inizio. Le opere, chi sono i promotori di queste opere? Allora, Chi sono, diciamo, componenti dell'opera? la ragione, cioè è stata la ragione. L'attuale? Prego? Sì, qui c'è l'ingegner Canali che ha seguito questo progetto perché, ma la questione prima, forse prima ogni volta che lo sento questa cosa mi fa salto, no? Il presidente Federica ha detto una frase: siamo costretti a fare quest'opera perché altrimenti anche a Spilimbergo vanno sotto delle zone. Cioè forse non ha capito di che opera non so di che opera parlava. Forse non sa dove Spilimbergo. Perché l'opera manda sotto Spilimbergo. Cioè lo avete sentito, no? Perché io ogni volta che lo sento dico ma probabilmente qualcuno lo ha informato male, no? Può succedere perché lui avrà tantissime cose da fare, da seguire. Prego. Mi sembra che ci sia un problema anche perché facendo incontri con Legambiente, con il tagliamento, si parla anche di tutta la mancanza di trasporto solido e quindi di sabbia che arriva sulle spiagge di Lignano e di Biose, che quindi significa costi di ripascimento altissimi perché il costo non è proprio banale. E quindi a me sembra che l'approccio con cui sia stato tutto questo non sia sistemico, cioè bisogna fare un pezzo da qualche parte, spendere 200.000 euro e finita, poi tutto quello che ne consegue è un problema relativo. Sì, allora io sono andato via veloce perché ci sono tantissime cose da dire, come il fatto che le paratoie che vengono definite chiuse, se voi andate su Google e vedete adesso il ponte di Pinzano, riuscite ancora a vedere quelli che erano i rami intrecciati prima del ponte. La golena. Sì, in pratica dove c'è adesso solo il rilevato per salire a Spilimbergo, e guardate quella zona lì, è una zona, si vedono ancora i rami intrecciati. Allora se io chiudo e decido di chiudere ancora alcune paratoie, è chiaro che i rami intrecciati vado a fare cioè faccio un intervento che mi modifica quello che è l'aspetto fluviale dei rami intrecciati. Perciò non mi puoi dire all'interno della stessa relazione che facciamo questa cosa, cioè non tutte le paratoie saranno aperte ma alcune saranno chiuse, cieche, e 10 righe sotto mi dici bisogna cercare a tutti i costi di mantenere i rami intrecciati del tagliamento, cioè adesso non perdiamoci in giro, la dico solo così, ecco. Io credo che qui a Codroipo sia importante anche parlare di cosa succederà di quei diaframmi delle fondazioni della traversa che andranno in profondità, abbiamo sentito 25 metri,
Cioè tutta l'acqua in subalveo che verrà bloccata in quel momento lì graverà su quello che è il sistema delle risorgive che avete in questa zona, insomma. Quelli come me che vanno a camminare nelle risorgive dovranno vedere le risorgive sempre secche. Col parco qua vicino sarà... Sì. Questo è uno dei fenomeni della connettività del fiume che verrà prevalentemente intaccata probabilmente. Comincio io allora. Una domanda. Puoi anche spegnere? No, la mia non era una domanda, era solo un dirvi una cosa che è successa. Voi sapete che noi come cittadini privati in 3 abbiamo fatto la petizione in Europa contro questa cosa qua. Bene, mi è arrivata la mail l'altro giorno che la petizione è stata accettata, è stata adesso la commissione petizioni farà un'indagine su questo e in base a tutto quello che hai detto tu, che abbiamo trovato noi, tutte le cose sbagliate che ci sono in questa famosa delibera di Idrostudi e di Scocimaro e Co, daranno la petizione anche in visione alla Commissione Ambiente europea e alla Commissione Sanità Pubblica. Proprio perché Sanità Pubblica, penso io, perché poi loro hanno scritto una lettera schematica, proprio per il fatto che abbiamo puntato che se tu mi fai le fondamenta, come diceva l'ingegnere Damiano, troppo fonde, non c'è più acqua per le risorgive e quindi da Casarsa in giù tutta la bassa friulana non avrà più acqua potabile. E allora volevo solo informarvi di questo, ecco. Un grande risultato. È veramente un gran risultato perché da niente che avevamo, almeno adesso l'Europa sa cosa c'è. Ok. Allora, buonasera, io sono un ex forestale, ho studiato scienze agrarie e scienze naturali e all'argomento fiumi sono approcciato una trentina di anni fa quando dovevano canalizzare il fiume Ledra, zona buia. Lì c'è stato un grosso movimento di persone molto colte e impegnate che hanno organizzato convegni, hanno come si dice, fatto partecipare tanti luminari a livello italiano e internazionale e quindi c'è stata una notevole formazione voglio dire d'avanguardia, diciamo, che mi è rimasta per fortuna e quindi ve la porto. Il mio settore è la biodiversità, ma gli ultimi 6 anni di lavoro, quindi da 7 anni in fa a 1 anno e mezzo fa, ho lavorato all'Ente Tutela Patrimonio Ittico proprio per la valutazione dei progetti che riguardino i corsi d'acqua e lì ne ho viste di cotte e di crude, ho cercato di segnalarle, qualcosa ho mosso ma non a sufficienza. Comunque il titolo sarebbe ovviamente sulla biodiversità del tagliamento, ma mi era passato, sembrava provvisoriamente questo titolo e mi sembra giusto metterlo in evidenza, che dobbiamo partecipare, che non dobbiamo delegare, dobbiamo interessarci a sostenere questo grande valore. Adesso vi mostro alcune foto, devo vedere quanto correre perché è mezz'ora, quindi io devo andare più veloce. Solo dico che Muller è un professore che ha segnalato l'importanza del tagliamento a livello globale e ha definito questo fiume il re dei fiumi alpini. Ecco, è importante la presenza di più rami intrecciati che ne fanno veramente una novità, un relitto quasi, visto che la maggior parte dei fiumi nelle aree civilizzate sono stati canalizzati e quindi si rinviene un mosaico di ambienti fluviali considerati tra i più vulnerabili a rischio a livello europeo.
E quindi troviamo le aree di gretto, l'area di golena, l'area di prati stabili, di coltivazioni intensive, estensive, pioppeti e fasce boscate. Qua siamo nella zona di Valeriano, che è a monte di Spilimbergo, e quindi ecco con un'altra inclinazione, con un altro punto di vista, questa varietà. Mosaico ambientale, ricordatelo, perché è quello che sostiene la vita di centinaia di specie. Sembra impossibile. Trovate i lavori di Clement Tochner, uno dei primi biologi di fama internazionale che ha studiato il tagliamento, e lui ha rilevato un numero impressionante di specie, per quanto a noi possa sembrare strano, la ghiaia eccetera. Probabilmente era così anche fuori, ma fuori abbiamo distrutto, quindi qua ce ne sono ancora. Ecco, quindi le golene sono le parti gretto che rimangono in asciutta durante le fasi di magra fluviale, sono uno degli ambienti naturali più caratteristici, e qua c'è perché gli argini sono distanti. Purtroppo vado nella bassa, a valle di Madrisio, Ronchi, Latisana, San Michele, lì la questione è molto diversa. E quindi cosa troviamo come habitat? Boschi ripariali, isole vegetate, e queste sono fra i paesaggi più minacciati in Europa. Nel tagliamento, una quindicina di anni fa, si riferisce a questo conteggio, c'erano 652 aree di golena più o meno stabilizzate. E sono aree che sono interessate dall'acqua, come abbiamo detto, solo nelle piene più consistenti, però in queste fasi di piena funzionano come superfici di rallentamento e rottura del flusso canalizzato, e quindi favoriscono l'infiltrazione, con tutto quello che vuol dire sulle risorgive di cui abbiamo detto e sulla velocità dell'acqua quando arriva nella stretta di Latisana, nella parte bassa più canalizzata. E quindi dal punto di vista idraulico e dal punto di vista naturalistico, per entrambi vale lo scopo di tenere lo spazio naturale quanto più possibile, perché idraulicamente ha una funzione di protezione, ed è quello che si sta facendo dopo tanti anni di disastri derivati dalla eccessiva antropizzazione dei corsi d'acqua. Adesso si sta come si dice, togliendo le traverse, togliendo gli argini, non in assoluto, allontanandoli soprattutto, no? Eccoci. E una cosa importante che riguarda il tagliamento è che una buona parte è stata inserita in questa rete europea derivante dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli, che hanno ormai decine di anni, interessano una buona parte del territorio nazionale e regionale, e questa direttiva ha lo scopo di salvaguardare la biodiversità come specie e come habitat, sia fauna che flora. Ecco, lo scopo è garantire lo stato di soddisfazione, di conservazione soddisfacente degli habitat, e quindi per questo ha stabilito che ci devono essere delle aree definite zone di conservazione speciale, erano i vecchi SIC per chi ha seguito, entro le quali appunto gli habitat e le specie devono essere conservati in modo soddisfacente. E quindi cosa dice? Articolo 6, scusate se è pesante, ma è una cosa che chi vuole approfondire, chi vuole dare una mano a gestire questo territorio deve sapere. Quindi l'articolo 6 dice che qualsiasi piano o progetto che abbia incidenza significativa sul sito deve essere sottoposto a una valutazione. Quindi adesso con una procedura un po' anacquata rispetto alle fasi iniziali, comunque viene fatta una valutazione di incidenza, e con queste considerazioni che vengono fatte prevalentemente dai professionisti pagati dal proponente dell'opera, ma sotto il controllo dell'autorità regionale, eventualmente statale, ecco, si vede se questo progetto può avere un'incidenza. Nel caso l'incidenza ci sia, quindi si prevedono conseguenze negative,
e in mancanza di soluzioni alternative solo per motivi di rilevante, di imperativo interesse pubblico possono essere avviati, adottando misure compensative. Quindi sicuramente l'opera che abbiamo visto ha conseguenze negative e dovrebbero essere valutate l'assenza di soluzioni alternative, ma questo non è stato fatto, loro dicono che non è la fase, ma è inutile arrivare in fondo al tunnel e fare queste considerazioni, le puoi già fare prima di spendere milioni per progettazione. Quindi valutazioni di soluzioni alternative e trovare le soluzioni compensative. Vorrebbe dire rinaturalizzare il tagliamento da qualche parte. È abbastanza difficile trovare una compensazione che permetta di autorizzare quest'opera, per cui è veramente assurdo. Quindi metto in evidenza in fondo in rosso mancanza di soluzioni alternative, devono essere ben valutate prima di escluderle e poter procedere con le opere. Quindi dicevo zona speciale di conservazione, Greto del Tagliamento, nella parte alta, vedete quest'area con le lisse e questa l'avete già vista prima, il ponte di Dignano arriva fino alla striscia, alla stretta di Pinzano, quindi è una zona molto vasta che non comprende solo l'attuale alveo, ma quello che era fino a inizio Novecento e ben oltre, qualche decennio oltre, praticamente sotto la scarpata di destra tagliamento. Quindi una zona molto estesa dove ci sono vari habitat di cui spero di avere un attimo di tempo per parlare. Oltre alla ZSC della zona fra Spilimbergo e Pinzano è previsto un intervento di cui siamo andati troppo veloce e non si è parlato, un'altra traversa sulla stretta di Madrisio, nella quale c'è il bosco di Golena di Torreano, un'altra zona SC, cioè sembra che facciano apposta a trovare le aree naturali riconosciute a livello europeo per piazzarci delle opere. Ed eccola qua, è una zona con boschi golenali, formazioni riparie e ovviamente anche corso d'acqua, e quindi una zona che per poter essere alterata bisogna farci i suoi ragionamenti. Eccola qua un'immagine che magari avrete visto dal ponte. Queste fasce laterali sono fondamentali anche qua giù per garantire la laminazione delle piene, ma qua sarebbe una cosa da valutare, perché loro dicono di fare una traversa, ma più persone hanno fatto la considerazione che l'acqua potrebbe scorrere direttamente al di fuori dall'argine senza fare una roba trasversale, solo aprendo, però con delle casse di espansione nell'area della fotografia a sinistra, per cui sono tutte cose da valutare molto bene prima di andare avanti. Ecco qua altre immagini, vedete qua il letto apparentemente si restringe, vedete la ghiaia effettivamente si restringe, ma le zone sottoposte alle piene sono estese, rimangono estese come sopra, finché non si arriva agli argini che qua giù sono stati fatti artificialmente molto più vicini che non quelli naturali che sono a monte. Ecco qua arriviamo a praticamente la Tisana, il corso d'acqua si pensa che sia questo, in tutte le immagini che abbiamo visto dalle elementari in poi il tagliamento è molto stretto lì, ma effettivamente in una piena normale può raggiungere l'argine che è qua sulla sinistra e l'altro che è qua, cioè far tutta questa zona di espansione che ha una grande funzione come serbatoio, come volano, in modo che si formi un lago naturale in pratica a monte della stretta di Latisana, che fa da diga, fa una sezione ristretta artificialmente una diga. Anche lì, se non ci fosse stata la città, l'acqua continuava ad espandersi e magari anche andava marginalmente. Ecco, tornando in su, vi faccio notare che purtroppo non è a tutti chiaro, anzi il tagliamento è tutto questo, anche questo che vediamo sulla destra
non è solo la fascia di ghiaie, cioè se uno fa una fotografia e rappresenta tagliamento ci mette quelle fasce lì, no, assolutamente no, perché il fiume funzioni nella maniera in cui è stato lasciato ed è riconosciuto importante a livello globale proprio per questo, il tagliamento ha queste zone estese di golena, praticamente fra le ghiaie fino alle scarpate da una parte e dall'altra, ricordiamolo bene, dove c'è un elevato livello di biodiversità e ricchezza di specie. Adesso è il mio argomento, ma corriamo avanti facendovi notare velocemente che ci sono vari habitat. Ogni habitat ha le sue specie diverse, fra cui quelle endemiche che vivono solo in Friuli Venezia Giulia. Scorro perché siamo già tardi e vi mostro quelle della zona di Magredo più primitivo adesso, poi quelle delle zone riparie con la vegetazione a salici prevalentemente e pioppi, e quella delle zone appena più evolute dove ci sono anche endemismi come questa centaurea, che vuol dire endemismo che c'è solo praticamente in Friuli Venezia Giulia, si è evoluta ed è rimasta in questo territorio proprio per il regime torrentizio, le ghiaie, il tagliamento del Tor, del Cellina e Meduna. Ecco, come anche questa, che ha anche una distribuzione in montagna. E poi c'è il Magredo evoluto, rimasto in quantità limitatissime. Domani fra l'altro alle 15 organizzato un forum di 15 associazioni proprio per i 20 anni della legge di tutela dei prati stabili, e quindi vi invito, se non a venire perché i posti ormai sono esauriti, a seguire successivamente con le registrazioni l'argomento, specialmente i consiglieri regionali, no? Ecco, quindi una ricchezza di specie che va anche a 100 piante, 100 specie diverse di piante in 100 metri quadri, e con un numero di animali 10 volte tanto, per cui è veramente una ricchezza notevolissima, con la presenza di varietà addirittura tilaventina esclusiva di questo territorio, orchidee di varie specie, e appunto dal punto di vista faunistico un ragionamento elevatissimo che ha un'importanza in se stesso, ma è sicuramente rilevante per chi vuole continuare a sfruttare la natura, cioè tutti questi insetti hanno una funzione o di impollinazione o di controllo di parassiti, e quindi perderli vuol dire perderci anche noi, no? Ecco, qua dovrei illustrare anfibi rettili individuati nella direttiva Habitat. La rana di Lataste è una specie autoctona a distribuzione limitata, per cui distruggiamo il tagliamento, distruggiamo queste specie. Andiamo avanti, cioè se Albanella minore ve la faccio notare perché quando ho cominciato a lavorare oltre 40 anni fa c'era un discreto numero di coppie, si sono progressivamente ridotte a una ventina, adesso non sappiamo se arrivano 10, cioè il territorio su cui si riproducevano è stato gravemente alterato, probabilmente anche altri fattori non ben conosciuti e via. Andiamo avanti. Dovrei soffermarmi 10 minuti per ogni specie per dirvi la loro rarità e la loro importanza. Vado avanti veloce illustrandovi questa immagine che rappresenta la localizzazione delle specie a seconda delle caratteristiche del tratto di corso d'acqua, e quindi in questa zona del greto del tagliamento possiamo trovare barbi, coviti, scardole, temoli, vaironi, lamprede, e andando in su scazzoni e trote. Trota marmorata che ormai si trova in uno stato di scarsissima riproduzione spontanea ed è soggetta alla introduzione artificiale necessaria, ma
conseguente a danni continui di introduzione di trota-fario e alterazioni ambientali. L'anguilla, chi ha frequentato questi ambienti in passato racconta di quantità enormi, adesso siamo veramente in stati critici, per cui stiamo veramente distruggendo la nostra natura, e andando a considerare le singole specie riusciamo a capire l'entità. Non è il fiorellino, il singolo esemplare bello brutto, no, è entità delle specie, entità di interazioni fra le specie, quindi habitat, e dovremmo pensarci abbondantemente. Ecco, queste sono le specie che dovremmo garantire la sopravvivenza nel tempo, no? Ogni corso d'acqua ha la sua catena alimentare, anzi una sua rete alimentare, e ognuna di queste specie ha una sua funzione, fra cui per esempio quella della depurazione del materiale organico presente, e quindi è anche quella una funzione. Andiamo a notare un attimo cosa dice la direttiva acque del 2000. Dice che i corsi d'acqua dell'Unione devono raggiungere il buono stato entro il 2015, dopodiché è andato delle proroghe e adesso al 2027 dovremmo arrivare al buono stato. Almeno il 40% dei corsi d'acqua della nostra regione assolutamente non lo è, siamo lontani. E quindi cosa succederà? Sanzioni, ma chi paga? La collettività. Una volta erano stati avviati vari procedimenti della Corte dei Conti a carico degli amministratori sia politici che tecnici. Non so se questa cosa funziona ancora, mi auguro, perché per molto tempo è stato un buon deterrente per fare applicare la direttiva europea. E quindi una delle ultime cose, ma forse no, ecco, in questa, ditemi se sono avanti con il tempo, io vado. In tutte queste attività riguardanti la costruzione del ponte, il servizio biodiversità non è stato coinvolto. La delibera che è stata fatta nel luglio 2024 dice che dovranno essere interessati la difesa dell'ambiente, che però praticamente è lavori pubblici, energia e qualità delle acque, ecco, qualcosa è di competenza, però la biodiversità è tutta un'altra cosa. Infrastrutture e territorio, società FUG strade e sovrintendenza archeologica. Quindi pur essendo siti di importanza comunitaria, questi non vengono interessati le persone, gli uffici più competenti a riguardo. Per questo motivo, anche per questo motivo, ma è partita prima come proiezione del film Incanto d'erba e Urgenza, sto raccogliendo firme per il rafforzamento del servizio della biodiversità, che potete firmare e che vi invito a fare. Ecco, vi faccio notare velocemente la diversità ambientale di corsi d'acqua che vanno valutate a scala di reticolo, di corso d'acqua, di tratto fluviale, di buche e rasti e di microhabitat. Cose di questo che sembrano banali hanno una grossa interferenza sulle specie presenti. Questa è una bellissima immagine che è stata creata dal biologo Sansoni, che ha messo in piedi tantissime cose di gestione e divulgazione riguardo ai corsi d'acqua. Ci sarebbe una presentazione a scatti, ma al momento non funziona, che fa vedere i singoli habitat di questa immagine, che sono tantissimi, che sembrano tutt'uno ad un occhio impreparato, ma che danno vita ognuno a tante specie. La canalizzazione porta alla perdita di tutte queste situazioni, oltre all'accelerazione dell'acqua che rimane tutta concentrata in questo corridoio, e quindi alla perdita di tutte le funzioni che hanno queste zone golenali. La traversa quale
cosa può comportare rispetto alla biodiversità, fra le altre cose, l'accumulo di sedimenti fini. Adesso abbiamo un mosaico, una traversa, andate a vedere il lago di Barcis per esempio, quando viene messo a secco quello di Sauris, diventa una grande distesa di limo su cui cresce tutt'altro che le specie endemiche che abbiamo visto. E c'è un grande movimento che a livello mondiale sta garantendo la eliminazione delle opere trasversali e possibilmente anche longitudinali inutili, ma non sono, tanto sono migliaia, e questa è già di alcuni anni questo conto, ma non sono estremisti fanatici, ma è addirittura la provincia autonoma di Bolzano, addirittura la protezione civile della provincia autonoma di Bolzano che interviene, come vedete, modificando la forma o addirittura eliminando le traverse per garantire la continuità longitudinale e trasversale che è fondamentale per vari aspetti. Ecco, siamo alla fine. Il professor Müller, di cui ho parlato nell'introduzione, ha proposto l'inclusione del tagliamento in una riserva della biosfera UNESCO e la creazione di un parco nazionale delle pianure alluvionali del Tagliamento, un parco nazionale che potrebbe essere la controparte europea del Grand Canyon degli Stati Uniti. Grazie per l'attenzione. Abbiamo visto cose belle, volevo farvi vedere un attimo un'animazione del rendering video della traversa. Il cartone animato. Ce l'hai lì? Sì. Il cartone animato cosiddetto. È un po' bello, È a lieto fine, si spera. Sicuro che sei? Sì. Maggio, sì, 24. Sì, lui. Sì. Ecco, questo è quello che l'avvocato Sette di Artisana ha definito cartone animato, no? Mettendo in dubbio quelle che sono le misure, quelle che sono il lavoro fatto, che è il lavoro, cioè tutto ciò che è stato riprodotto è quanto è stato ricavato dalla delibera della Giunta. Ecco, qui stiamo andando, diciamo, verso Dignano, per intenderci, da Spilimbergo verso Dignano. Le paratoie sono sollevate perché non c'è bisogno di trattenere l'acqua e è chiaro che un rendering è, come dire, un'ipotesi di quella che dovrebbe diventare l'opera idraulica. E si può vedere la prima zona, l'acqua attualmente non corre di solito dalla parte di Spilimbergo perché anni addietro sono stati fatti dei pennelli per evitare che l'acqua arrivasse fino sotto la sponda di Spilimbergo, no? Sono stati fatti anche a Dignano, però hanno più effetto a Spilimbergo, sono riusciti così a coltivare molta più zona. L'idea è quella, non arriva l'acqua e riesco a coltivare. Questo rendering l'ha fatto l'architetto Lauretano e adesso siamo in attesa che ci dicano, ecco, le paratoie dovrebbero salire fino sopra, no? Qui ne vedete una sola che sembra un setto in cemento armato, ma diciamo l'idea è quella di vedere 3 paratoie attaccate che poi scendono, no? E chiudono l'acqua. C'è la platea di cemento che tiene unite le due opere, giusto? Sì. E poi sopra ci sono i carri ponte, ci sono i mezzi per la manutenzione e più a valle c'è il ponte attuale. Che il ponte è stato ricostruito con le misure reali, è stato preso il progetto, tra virgolette, e è fatta l'elaborazione. Abbiamo fatto l'asfalto nuovo,
Ponte non ha nessuna intenzione di cadere, Ponte funziona perfettamente, ha più di 100 anni ed è chiaro che se lo sollecita eccessivamente può avere qualche problemino, ma attualmente non li ha. Ecco, questo è quello che succede quando piove. Adesso da Dignano torniamo indietro e vediamo cosa succede quando piove. Le paratoie sono abbassate, l'acqua esce da sotto e tutto il sistema deve essere controllato da un sistema informatico, cioè non è che c'è l'omino che va a tirare su e giù le paratoie, perciò immaginatevi quanta tecnologia, quanta informatica c'è dentro e quanto è grande la possibilità che a un certo punto non funzioni. Secondo lei quando dovrebbe essere spessa la platea per durare nel tempo? La platea lì, 2,5 metri, 3 metri, cioè lì ci sono centinaia di migliaia di metri cubi di calcestruzzo. La Pittini si sfrega le mani. Sicuro, ma non solo lui, anche l'Union Benton. Era una patatura cinese, lo sa. Ecco, l'assessore Cimarro ha detto che quando piove il tagliamento non ha l'acqua di quel colore lì, va bene, sì, sappiamo. E mancano anche le montagne su del Biancavallo, non si vedono. Cioè, se voi prendete in mano la delibera, io ci ho perso molto tempo, la conosco benissimo, prendete in mano la delibera, nella delibera c'è scritto tutto, nell'allegato, c'è scritto tutto, lo spessore, che tipo di utilizzare, la parte elettronica, elettromeccanica, eccetera, c'è scritto come deve essere fatta. Questo è Spilimbergo che viene salvato dalla Lega, no? Sì. Peccato che Spilimbergo è da monte. Non esiste più, cioè. Quale potrebbe essere un sistema così che non altera l'habitat naturale per risolvere eventuali problemi di sicurezza, di inondazione? Cioè, la cosa migliore da fare è quella di portare fuori l'acqua, bisogna portarla fuori, però io non lo voglio dire perché mi è stato chiesto di non dirlo, però voglio dire, in certi punti dove il tagliamento è stato ristretto ad un budello incredibile, bisognerebbe cominciare a pensare di fare opere per, sì, io non dico che devono spostare la Tisana, non lo dico, però fare opere che in qualche modo che riescano a dargli più spazio, no? E lì purtroppo sarà complicatissimo perché io immagino qualcuno che vada a dire alla Tisana li dobbiamo spostare, no? Poi c'è un'altra cosa fondamentale che non viene a sufficienza, cioè si dice però passa un po' inosservata. Il professor Maione, che insegnava a Padova, diceva che sono gli argini che si rompono che fanno le vittime. La tracimazione dell'acqua fa danni ma non fa vittime. Cosa significa? Significa che o ci mettiamo in testa che bisogna chiudere e finire di diaframmare gli argini del tagliamento, o se no la possibilità che avvenga una rottura, una breccia nell'argine, in caso di piene, ma non di piene, cioè qualcuno, se non sbaglio nella relazione proprio allegata alla delibera c'è scritto che ci sono pezzi, anzi dell'autorità di bacino, ci sono pezzi di argini che potrebbero mollare, potrebbero rompersi con tempi di ritorno di 30 anni, cioè tempo di ritorno è un qualche cosa di statistico, no? Si mettono tutti i dati, perché noi abbiamo dati per il tagliamento, abbiamo 130 anni di dati del tagliamento, perciò anche analisi statistiche, estrapolazioni eccetera le facciamo molto vicini alla realtà. Infatti anche nella relazione del professor Petti
il modello che ha utilizzato per scrivere questa relazione si è basato anche su quelli che sono l'evento Vaia, no? Che ha fatto ed è stato, diciamo, monitorato accuratamente lungo il tagliamento, e lui attraverso quei dati ha fatto e ha verificato anche le motivazioni per cui in certi punti non combaciava troppo il modello con la realtà dell'evento. Ha dato la spiegazione del motivo, cioè si capiva qual era il motivo. Pertanto dico, cominciamo a pensare di sistemare gli argini. Non capisco perché non c'è l'intenzione in regione di dargli un colpo di mano e dire mettiamoli a posto tutti, vediamo dove si devono alzare e dove devono essere rinforzati. Non troviamoci ogni volta che piove, adesso tra l'altro ormai è diventata una passione quella di mettere paura a tutti, arriva un temporale, arriva una tempesta, vabbè, c'è stata una tempesta brutale che ha fatto grossi danni, però tempesta ce n'è sempre stata. Cioè io ho una certa età e mi ricordo che anche quando ero bambino i miei nonni tiravano giù moccoli quando gli arrivava una tempesta, gli distruggeva tutto quanto il mais o l'uva o quello che è. Ora, cose grosse così in passato erano molte più rare, anche per quanto riguarda questo cambiamento climatico. Cioè questo cambiamento climatico sta portando dei temporali, dei eventi meteorologici intensi che sono più ravvicinati, no? Però quando parliamo del tagliamento, al tagliamento per il bacino idrografico che ha, queste bombe d'acqua non gli fanno niente, sono i bacini piccoli che gli fanno danni grossissimi, no? Se arriva sul But, se arriva sul Fella può fargli danni, però è difficile che la probabilità che un evento intenso come una bomba d'acqua si distribuisca su tutto il bacino del tagliamento è una probabilità che credo sia vicina a zero. Vai. Però magari può succedere, cioè non si può escludere, è per questo che abbiamo più situazioni contestato delle cose che non vengono fatte, che sarebbe facile farle immediatamente senza rinvii, no? Perché qua si chiedono opere da centinaia di milioni, ma viene trascurato il fatto che con ogni piena del materiale si ferma sui piloni del ponte ferroviario e questo viene lasciato per mesi, no? Non sarà mai possibile eliminare la vegetazione che scorre, perché non è solo quella dell'alveo, è tutta quella che viene dai versanti con le frane eccetera, per cui sembra assurdo che dopo, loro dicono 60 anni dall'alluvione, non ci sia un sistema per eliminare il materiale legnoso, ma anche quello sabbioso che ostruisce tutta la parte verso San Michele al Tagliamento. Quindi sono cose che fanno pensare, ma queste opere sono veramente finalizzate a risolvere problemi di sicurezza o sono una questione per far girare soldi, visto che le cose risolutive sono a portata di mano? C'era una domanda forse, ma dopo vi faccio andare. Allora io approfitterei, visto che è arrivata anche una consigliera regionale, Manuela Celotti, se desidera fare un intervento, così poi dopo questo magari passiamo ad alcune domande. Sulla parte del Consiglio regionale, allora intanto io vi ringrazio, perché per me è stata un'occasione per mettere insieme dei temi che abbiamo cercato di approfondire, studiando, leggendo, ma insomma sentirvi raccontare, no? Ognuno rispetto alle vostre competenze, con questo dettaglio, ma anche con la semplicità di far capire a tutti di che cosa si sta parlando, che cos'è il tagliamento e che cosa si intende fare sul tagliamento. Insomma, questa credo che sia un'occasione rara e che va apprezzata, perché credo che tutti stasera torniamo a casa con delle consapevolezze in più e finalmente avendo capito di che cosa si sta parlando ormai da moltissimi mesi, quando si parla della traversa, quando si parla del ponte traversa e quando si parla anche del tagliamento. Quindi grazie all'ingegnere Giorgio Damiano, grazie a Roberto Pizzutti per queste insomma splendide relazioni. Allora, cosa succede in Consiglio regionale? Intanto faccio una premessa: non tutto il Consiglio regionale è concorde
sulle opere di cui stiamo parlando, anzi le opposizioni si sono mosse praticamente da subito, e poi vi dico anche da dove è partita l'attenzione su questo tema. Abbiamo fatto delle interrogazioni, abbiamo fatto degli accessi agli atti, abbiamo chiesto delle audizioni, e poi arrivo anche a raccontarvi a che punto siamo rispetto a questi momenti di confronto all'interno del Consiglio regionale. Allora, quando l'attenzione torna sulle opere che dovrebbero essere realizzate sul tagliamento? Alla fine del 2021, quando l'autorità di bacino modifica il piano e un consigliere comunale di opposizione di San Daniele, e lo cito perché lo merita, Fabio Spitaleri, passa una domenica, avendo letto un articolo sul giornale in cui una consigliera regionale di Latisana, no, annunciava entusiasta questa reintroduzione all'interno del piano della traversa di Pinzano, lui si legge tutte le carte e scopre che rispetto al piano precedente c'era stata una reintroduzione chiara dell'ipotesi di realizzare la traversa a Pinzano. Da lì c'è una mobilitazione dei sindaci della Collinare che prendono una posizione chiara rispetto al no su quell'opera, viene chiamato l'assessore, che già era Scocimarro, anche se eravamo nella legislatura precedente, a riferire in comunità collinare, e quel territorio unanimemente, come ha fatto più volte rispetto ai temi della tutela ambientale, del tagliamento, dice no. L'anno dopo, siamo alla fine del 2022, cambio di scena. Scopriamo sempre dai giornali, dichiarazione della sottosegretaria pordenonese, che non si parla più della traversa di Pinzano, ma si parla di una traversa a Dignano. I sindaci non ne sapevano niente, i consiglieri regionali non ne sapevano niente, ed è una delle cose che abbiamo contestato, no? Perché voglio dire, farai dei passaggi nelle commissioni competenti, in consiglio, prima di uscire sulla stampa dicendo che il piano è cambiato, adesso facciamo un'altra cosa, anche perché la traversa di Pinzano, a detta dei tecnici, sembrava l'unica soluzione possibile. L'anno dopo, richiesti di una spiegazione in commissione, viene fuori che la traversa di Pinzano è difficilmente realizzabile, praticamente impossibile da manutentare, quindi l'unica soluzione adesso è la traversa a Dignano, no? Allora anche lì è difficile avere fiducia quando si parla anche di posizioni tecniche rispetto ad opere così complesse, se gli stessi tecnici cambiano idea da un anno all'altro e quello che prima era il Vangelo l'anno dopo è una roba che non si può più fare. Siamo alla traversa di Dignano, i sindaci della Collinare cominciano a chiedere conto di che cosa si sta parlando, parte una serie di incontri nei diversi territori fatti insieme con l'assessore e il direttore centrale della direzione ambiente, dove ai sindaci, viste le slide, si dice che questa traversa non avrà nessun impatto a livello paesaggistico, nessun impatto sul fiume, nessun impatto, e sarà adiacente al ponte attuale. Molti sindaci tornano a casa pensando ad una specie di traversa invisibile attaccata al ponte, non di certo quello che avete visto nel rendering, no? E quasi quasi si mettono in una posizione di dire vabbè, valutiamo. Io li consiglio di non prendere posizione, di aspettare di vedere le carte, un progetto e un disegno, perché insomma viene fuori, quando arriviamo alla famosa delibera 530, no? Che approva lo studio che dovrebbe fare da base per la progettazione, che si tratta di una traversa che è un'opera a sé stante, collegata al ponte nuovo, ad una distanza che presumibilmente potrebbe essere di una quarantina di metri, e che è esattamente come l'avete vista nel rendering, che ne dica l'assessore, perché la delibera l'ho letto anch'io, ho letto anche l'allegato, e quello è la rappresentazione grafica, anche animata in questo caso, di quello che è previsto in quella delibera. Quindi quello lì era il progetto. Sapete bene che cominciano le contestazioni dei sindaci di centrodestra, tra l'altro di Dignano e di Spilimbergo, no? Quindi la giunta inizia ad andare in difficoltà, perché sono loro che a quel punto gli dicono ma cosa pensate di fare? E arriva una nuova delibera. Ma mentre la prima è una delibera con tutti i crismi, la seconda è una delibera di generalità, che non va ad accantonare la prima delibera che è ancora in vigore e che dà mandato agli uffici di affidare la progettazione sulla base di quello studio, ma dice no, abbiamo fatto delle valutazioni ulteriori rispetto a qualche mese prima, quindi guardate le volte in cui si cambia idea rispetto ad un'opera di questa importanza e con un costo elevatissimo e con un impatto elevatissimo,
Abbiamo scherzato, non vogliamo fare la traversa, adesso vogliamo fare un ponte traversa. Allora, in questo momento c'è una delibera, che è la 530, che prevede di affidare la progettazione di quell'opera che voi avete visto. C'è una delibera di generalità che dice di valutare la progettazione di un'altra roba, che sarebbe il ponte traversa, no? In tutto questo è stata fatta una commissione sul tema del tagliamento, chiamando gli esperti più vari del territorio e anche di fuori territorio. C'era anche l'ingegner Damiano in quell'occasione. Beh, io sono uscita da quella commissione con una consapevolezza, che qui la situazione è grave e che fior di esperti, friulani e non friulani, hanno dei serissimi dubbi sull'efficacia di quell'opera e sull'impatto che dovrebbe avere, no? Sulla tenuta del fiume, sull'ecosistema, su tutto il tema idraulico. E quindi, se io fossi stata nell'assessore, ma ho anche avuto occasione di dirglielo, avrei fermato tutto e ripreso una valutazione, no? Anche perché, come diceva giustamente l'ingegnere, nel 2017, fatte il conto degli anni, sono stati sbloccati 38 milioni per la messa in sicurezza della parte bassa del fiume, quindi le arginature, quindi l'elevazione del ponte alla Tisana, no? Lavori che in parte sono stati fatti, ma che in parte devono essere ancora fatti. Nello stesso momento, insieme ai fondi sbloccati per il Friuli Venezia Giulia, sono stati sbloccati anche i fondi per il Veneto, che risulta non avere ancora cominciato a mettere mano ai suoi argini. Quindi siamo tutti in una posizione per cui diciamo: ma prima finite le arginature, mettete in sicurezza il basso corso del fiume e poi valuteremo che cosa fare. Di certo è preferibile un'opera distribuita lungo il corso del fiume, no? Oppure delle opere alternative che portino l'acqua fuori dal tagliamento, piuttosto che opere di questo tipo, che sono enormi, costosissime, ma di cui soprattutto non c'è certezza dell'efficacia, perché questo è poi il vero tema, perché quell'opera viene pensata su eventi che hanno un tempo di ritorno, no? E questa cosa l'hai spiegata benissimo, cioè l'evento che si dovrebbe verificare ogni 100 anni, ma in realtà quello a cui stiamo assistendo è che ci sono eventi che potrebbero avere un tempo di ritorno ancora più lungo, no? In prospettiva. Pensiamo a quello che è successo in Spagna. Allora, quell'impatto sul fiume, sull'ecosistema, sulle falde, su un fiume che appunto è unico in Europa, a costo di cosa? Di un'opera che poi magari funziona, non funziona, funziona parzialmente, non è sufficiente per l'evento che si dovrebbe verificare, e con un elemento che alla gente va detto. Quando noi parliamo di messa in sicurezza del fiume, quello che capiamo tutti, no? È che il tema è che l'acqua non esce. In realtà, quando si parla di messa in sicurezza del tagliamento, si parla di un abbassamento del rischio, di un contenimento del rischio, ma non dell'eliminazione del rischio, rispetto al fatto che si possano verificare delle situazioni per cui ci sono delle vittime. In realtà quello di cui si deve discutere è di dare il tempo alle popolazioni del basso corso del fiume di organizzarsi per evacuare nel caso di un evento che non possa essere contenuto dalle opere di laminazione. Ed è tutto un altro film, perché un conto è far credere che io metto in sicurezza attraverso la traversa e le opere di Varmo e alla fine ognuno sta a casa sua alla Tisana, anche se c'è un evento di piena importante. Un conto è dire che il tema non è che ognuno stia a casa sua, qua il tema è evacuare in tempo, e questo è un elemento di correttezza. Allora, a questo punto delle cose, la commissione in cui abbiamo sentito gli esperti e anche l'autorità di bacino è praticamente stata congelata, perché l'autorità di bacino sono andati via prima di rispondere alle domande dei consiglieri regionali ed erano i protagonisti in quella sede. Quindi abbiamo chiesto la riconvocazione di una seconda, no, seduta della commissione, di nuovo con l'autorità di bacino, per poter porre le domande che avevamo. Nel mentre è stata costituita, chiamiamola commissione anche quella, presso l'autorità di bacino però, alla quale hanno partecipato dei tecnici nominati dai comuni. Avete letto la polemica, no? Sui giornali dovevano essere 5, alla fine erano 12, non li ha pagati nessuno. Boh. Sì, perché all'inizio sembrava che dovessero essere incaricati per fare delle analisi tecniche che richiedono tempo su un'opera così complessa. In realtà no, è stato credo puro volontariato. Quindi ecco,
Si sono presentati all'autorità di bacino, hanno posto delle domande, da quello che abbiamo potuto capire non gli sono state date risposte e l'autorità di bacino si è riservata di dare quelle risposte in seguito, ma ancora non siamo a quel punto. Quindi noi abbiamo... Ma non tutte, hanno detto solo quelle che riguardano loro. Certo. Bene, allora abbiamo un'opera che costa ancora non si sa nemmeno quanto, no? Che avrà degli impatti che sono evidenti anche solo guardando le immagini che abbiamo visto stasera, di cui non siamo nemmeno sicuri dell'efficacia, ok? Allora, il movimento che si è venuto a creare attorno ad un no forte, no? Alla distruzione di un pezzo di fiume, è un no che io credo che la politica debba sostenere, anche perché non è il no dei comitati XY che si svegliano una mattina, questo è un no competente, ci sono fior di ingegneri, di tecnici, di studiosi, di professori che si sono espressi sul tema del tagliamento a livello regionale, a livello nazionale e anche a livello europeo. Quanti sono gli ingegneri? Ma a livello europeo sono più di 1000 credo adesso firmatari. 1000 tecnici, studiosi dei fiumi che si sono detti assolutamente perplessi o contrari rispetto a quest'opera. Ma ripeto, io c'ero in audizione e sono uscita con dubbi assoluti sul fatto che questa cosa si possa realizzare. Allora, il fatto di fare serate come questa, ringrazio il Club Alpini e l'associazione Noi Siamo Tagliamento per averla organizzata, sono importantissime perché il primo passo è rendere consapevoli i cittadini e le cittadine e raccontare di che cosa stiamo parlando, qual è il rischio, in modo tale che ognuno si mobiliti per la parte, insomma, di propria competenza personale per dire no a questa cosa, no? Allora, cominciamo a fare le opere che sono già finanziate e sono ferme, chiediamo al Veneto di fare la sua parte, rivediamo il tema del Cavratto, perché su questo la Regione non ha battuto ciglio, ma nel momento in cui il cambio di portata determina le conseguenze che abbiamo visto su Lignano e su tutta quell'area, io mi aspetto che la mia Regione prenda una posizione e inizi un'interlocuzione con la Regione Veneto, oltre che con l'autorità di bacino, per tornare alla portata precedente, che è rimasta quella per anni, tra l'altro, no? Negli anni i primi studiosi l'avevano portata addirittura a 3000 metri cubi al secondo, cioè si poteva portare fuori 3000 metri al secondo. Sì, adesso siamo a 1000. Ma con questa inversione, aggiungo solo questa cosa, questa inversione devono anche alzare quello che è l'incile, cioè l'argine dove esce nel Cavratto, bisogna alzarlo ad una quota di circa 7,50 metri rispetto al livello zero mare, no? Il livello dell'IGM, quello del 1942. Bisogna portarle su e questo innalzamento creerà problemi sicuramente anche a Cesarolo, all'altra parte, cioè l'acqua esonda, bisognerà tirare su gli argini dell'ordine di 2 metri, 2,50 metri. Cioè io non riesco a capire se chi ha fatto questa cosa si sia reso conto di quelle che sono le conseguenze. Scusami. No, vabbè, un chiarimento fondamentale. Quindi qua siamo, a questo punto. Stiamo attendendo la convocazione della seconda parte della Commissione. Oggi un risultato importantissimo condivido, perché che la Commissione europea si sia fatta carico della petizione è un segno forte nei confronti del nostro Paese, ma anche della nostra Regione, visto che i fondi dovrebbero essere in teoria nazionali, no? E quindi attendiamo. Noi per parte nostra monitoriamo. Chiudo con una cosa fondamentale da dire. Qui stiamo parlando di ecosistema, stiamo parlando di paesaggio, stiamo parlando di approvvigionamento delle falde, stiamo parlando di tutelare un fiume che è unico in Europa. Non ci dobbiamo dimenticare del tema della sicurezza e do merito a tutti i sindaci del medio corso del tagliamento, no? Che stanno dicendo no a quest'opera, di non avere mai dimenticato di avere un'attenzione per la popolazione che vive nel basso corso e di non avere mai fatto a meno di chiedere che ci sia una valutazione di soluzioni alternative. Cioè dire di no alla traversa non vuol dire che non bisogna fare degli interventi sul tagliamento. Tra l'altro, ultima cosa, le direttive europee prevedono che per un'opera di questo tipo, quando decidi di farla e che questa è l'unica soluzione, tu devi presentare uno studio comparativo, cioè devi avere valutato le alternative, costi-benefici. Quella cosa lì non è stata fatta ed è una grave mancanza, perché vai
cioè non rispetti una direttiva europea, quindi anche l'iter amministrativo non parte bene. Tutte le valutazioni erano state fatte sulla traversa di Pinzano per avere l'autorizzazione. Nel momento in cui tu fai un cambiamento progettuale così importante, ti potresti trovare, nel momento in cui sei arrivato al progetto, no, in stadio avanzato, magari a non avere più le autorizzazioni della VAS. Sono tutti elementi amministrativi che quando si parla di progettazioni che costeranno centinaia di milioni, sì, dobbiamo valutarle, centinaia no, ma decine di milioni probabilmente sì, no, andranno valutate. Allora, questo è il quadro a livello regionale. Quello che possiamo fare tutti all'interno dei nostri comuni e delle nostre comunità è sensibilizzare anche le altre persone che stasera non c'erano ad esempio, no? Ma che potrebbero essere interessate per fare capire di che cosa si parla, e sostenere i sindaci che stanno portando avanti una battaglia anche coraggiosa per dire no a questo progetto. Perché, come è successo altre volte, io sono convinta che se questo progetto non verrà realizzato sarà per la mobilitazione delle comunità locali che tengono al loro territorio, sentono il tagliamento come un fiume loro. Non parlo solo dei comuni rivieraschi, ma dei comuni di un'area più ampia che sta attorno, no? E che quindi si esprimono e con forza chiedono alla politica di essere ascoltati. Quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti. Bravo. La ringrazio per essere presente qui stasera, che vedo che è l'unica del Consiglio regionale, quindi tante grazie. Poi lei prima ha detto che la 530 è l'unico documento che dà mandato alle direzioni per mandare avanti degli incarichi. Ecco, si può sapere cosa fanno le direzioni in merito a tutto questo? C'è qualcosa, c'è un flash? Perché qua siamo nel pantano, mi sembra di capire. Nessuno ci dice niente, forse neanche a voi. Però, ripeto, siete in una posizione particolare per sapere se effettivamente va avanti qualcosa in qualche direzione. Abbiamo fatto gli accessi agli atti, alcuni li ho fatti io direttamente, e siamo qualche mese fa. Non erano state affidate progettazioni rispetto alla delibera 530 della traversa, e non mi risulta nemmeno rispetto alla delibera poi di intenti per il ponte traversa. Io credo che la direzione stia attendendo di capire almeno come si conclude quella famosa audizione in autorità di bacino dei tecnici incaricati dai comuni, perché quello diventa un patto con i sindaci, no? Non è che in quella mozione, perché c'è stata anche una mozione, ci sono state una serie di atti, a un certo punto si diceva sì, facciamo in modo che i sindaci possano incaricare qualcuno che li rappresenti nel confronto con l'autorità di bacino, ma c'era anche scritto ma senza che si ritardi l'iter. In realtà la progettazione non ci risulta che l'affidamento sia partito, ecco, per cui probabilmente attendono almeno quello di capire come si chiuderà la fase in autorità di bacino. A questo punto siamo. Io ho fatto anche un accesso agli atti che è molto complicato, un'interrogazione in cui chiedo rispetto a tutte le opere relative alla messa in sicurezza del tagliamento che negli anni sono state programmate, perché c'è un documentone che è il programma delle opere pubbliche della Regione. Di anno in anno è un programma triennale che però poi è sotto programmi annuali, alcune opere comparivano, scomparivano, alcune venivano riproposte, alcune no. Stiamo cercando di ricostruire il quadro di quanti finanziamenti negli anni sono stati stanziati, per quali opere, quali sono state realizzate e quali sono ancora in attesa, perché l'altro elemento importante è capire qual è la situazione attuale. C'è Calestat Fat e c'è che Almanchie, delle opere già finanziate nel basso corso. Ultima cosa, il ponte storico di Dignano ha già un finanziamento che mi pare sia di 28 milioni, mi sbaglio sempre, ecco, per la messa in sicurezza, no? Che anche quelli sono fermi, ma non da ieri o da un mese fa, ed è fermo il progetto ed è fermo tutto. Quindi insomma non stiamo neanche portando avanti le cose già finanziate che potrebbero trovare una risposta, no? In un iter anche più veloce. Ci sono delle azioni che si possono fare nel confronto della Regione Veneto, perché è chiaro che qua c'è un interesse da parte della Regione Veneto a cambiare le carte in tavola che c'erano ieri e quindi portare avanti quelle che ci sono oggi. Cioè, si può fare qualcosa in questa direzione per riuscire a colloquiare, a concordare, a capire un po' anche gli studi che vengono fatti, non lo so, o c'è una completa
sottomissione del Friuli Venezia Giulia nei confronti. Io mi sarei immaginata che il nostro presidente e il nostro assessore avviassero un'interlocuzione stretta col presidente e con l'assessore del Veneto sul tema del Cabrato, no? Insieme con l'autorità di bacino, perché ci siamo ritrovati quel cambiamento. Probabilmente magari lo fatto. L'avranno fatto, non lo so, però voglio dire, anche rispetto a quella che poi è stata la posizione dell'opinione pubblica che si è sollevata rispetto a quello che noi prevediamo di fare nel medio corso, anche perché è cambiata la portata del Cabrato, riapri il tavolo, no? E a me non risulta che ci siano interlocuzioni così fitte su questo tema, poi magari ci sono e non sono efficaci, ma a noi non è che riferiscono che si vedono ogni 15 giorni per parlare di queste cose, quindi anch'io ho la percezione che siamo un po' inermi, no? Rispetto a scelte che dipendono da altre regioni, in questo caso però con delle conseguenze enormi, anche pensate dal punto di vista turistico, perché che vada sotto mezza Lignano ogni 6 anni, ogni 12 vuol dire che tu lì un'attività, o che comunque hai costi continui per il ripristino, no? Quindi diventa uno stravolgimento anche delle attività che vengono fatte in quel contesto. Per quello diceva l'ingegnere, nella prima audizione la sindaca aveva una posizione, però poi le uscite sulla stampa successivamente sono un po' cambiate, perché probabilmente hanno visto anche loro lo studio dell'università, che va proprio ad analizzare che cosa succede laggiù. Quindi è molto complesso, però c'è un'evidenza che quella roba lì non si può fare, no? E questo lo dobbiamo dire con forza. Ripeto, non significa non tenere in considerazione le esigenze di sicurezza, però se questa non è l'opera giusta, io l'ho detto alla popolazione della Bassa, insomma ai rappresentanti che ho incontrato, non è che bisogna fare qualcosa e non importa che cosa nel medio corso. La vostra sicurezza dipende proprio dalla scelta di che cosa si va a fare a livello di interventi sul tagliamento, non è che una roba vale l'altra, no? E questa credo che sia un punto di condivisione fra la posizione di chi abita alla Pisana e la posizione di chi abita a Spilimbergo piuttosto che. Ecco. Relativamente alle delibere di generalità, è necessario continuare con questo tipo di delibere e possiamo fare qualcosa per eliminarle, perché hanno usato lo stesso stratagemma anche sull'acciaieria con delibere di generalità che hanno creato molti problemi a noi comitati per l'accesso agli atti. Allora, io ho fatto la sindaca 9 anni a Trepogrande prima di fare la consigliera regionale e non ho mai visto nella mia vita che una delibera di generalità vada a sostituire o a revocare una delibera con tutti i crismi. Per cui, a mio modo di vedere, per quelle che sono le mie competenze giuridiche, in questo momento in Regione c'è una delibera a cui bisognerebbe dare corso perché è ancora lì, viva, vegeta, no? E un'altra delibera di generalità che ha una valenza minore dal punto di vista giuridico, che dà indicazione agli uffici di fare una roba diversa. Se io dovessi essere un dirigente di un ufficio regionale in questo momento, dovrei dare 2 incarichi per 2 robe diverse. Questa è la situazione. Loro sostengono che la delibera di generalità politicamente abbia di fatto sostituito l'altra, ma l'altra non l'hanno revocata. Io questo gliel'ho detto all'assessore più e più volte, dicendogli proprio: abbiate il coraggio di ammettere che avete fatto un errore e revocate quella delibera, che poi è quello che hanno chiesto i sindaci attraverso quell'ordine del giorno approvato congiuntamente fra Spilimbergo e Dignano, no? Era proprio la revoca della delibera 530, che è quella che darebbe corso all'opera che abbiamo visto. Ma nel mentre viene comunque avanti l'ipotesi del ponte traversa, che è comunque un'opera che ha un impatto, cioè è ancora più grande, quindi sì. No, ma anche su quello poi c'è una serie di problemi, no? Perché ogni tanto si sente parlare. Adesso quella strada che passerà sopra il ponte dovrà entrare in galleria dove ci sono 2 corsie, non c'è neanche una banchina, diciamo, adeguata per quella galleria lì, e qualcuno dice facciamo 4 corsie, ma cosa fai? Un'autostrada sul ponte del tagliamento per poi entrare in una galleria che ha solo 2 corsie, cioè, e poi come lo fai? Devi farlo sopra? Cioè lo fai sopra? E dove vai? Cioè non ci sono quote sufficienti. E poi è già partita la variante della Bertella di Barbeano, e quella
è partita, va giù e arriva fino sotto, in una rotatoria. Non so cosa dire. Diciamo che le robe non si incastrano, però io dico sempre una cosa: quando parliamo del ponte traversa, io vado dritta col pensiero alla Cimpello Sequoia Gemona. Sì. Perché le due cose, io sono convinta, siano collegate. Cioè, se torna in auge l'ipotesi alta, quindi Sequoia Gemona con attraversamento alto, un'opera di questo tipo, di potenziamento e di ampliamento del ponte, che dovrebbe servire in quelli che sono i ragionamenti che si stanno facendo, non solo per gestire il traffico attuale, ma anche un traffico maggiore, secondo me perde di senso. Quando ha senso ragionare sul potenziamento del ponte di attraversamento fra Dignano e Spilimbergo? Quando io non solo prevedo di gestire l'attuale traffico, ma di scaricarne di più su quella direttrice stradale. E voi sapete che è in atto, anche se proprio all'inizio, un'interlocuzione con i comuni di Dignano, di San Daniele, di Maiano, di Osopo e di Gemona per una revisione della 463, che è la strada che arriva a Dignano e va su fino a Maiano e Osopo, per un potenziamento, dicevo, di quella strada ex provinciale nell'ottica che appunto possa servire da raccordo viario per un traffico che ha anche di mezzi pesanti che escono, come sappiamo, dall'autostrada subito dopo il confine, oppure no, che la prendono uscendo prima e passando poi da Spilimbergo andando su. Quindi le due cose io continuo a pensare che siano collegate e immagino che sia forse per questo che ancora non si è partiti con la progettazione del ponte traversa, che anche quella roba lì è ferma, no? Perché sulla Cimpello Sequoia Gemona in questo momento è fermo tutto. Io ho sentito parlare di ipotesi vecchie, quindi la strada alta, ma anche di una rivisitazione della viabilità qui sulla parte bassa. Mi risulta che una decisione non sia stata presa. Lo studio che era stato fatto, che se vi ricordate aveva portato alla raccolta di firme sulla 420 che doveva passare fra Fagagna e Moruzzo, no? Quell'ipotesi lì è stata stralciata perché era una roba assurda. Cioè, il tema dei camionisti è accorciare. Come può funzionare una revisione viaria che allunga il tragitto? E anche lì avrebbero deturpato un territorio bellissimo a proposito di ecosistemi, no? E habitat, probabilmente per una strada che poi non avrebbe neanche funzionato, perché io credo i camionisti avrebbero continuato a fare la strada più corta, no? Quindi quella partita lì è ferma e io la connetto con questa partita qua. Staremo a vedere e monitoreremo. Grazie. Perdono 30,7 milioni che la Gava ha tanto tirato fuori con della delibera 361, quella che sono stati dati dallo Stato alla Regione. Ma probabilmente chiederanno di restituirli o di usarli per altro, una devoluzione potrebbero chiedere. Vedremo. C'è qualche altra domanda? Io vi consiglio solo un'ultima cosa, di considerare questo sito che è molto interessante, maps.arcanum.com, dove vedete le cartografie del 1810 messe a confronto con l'attuale situazione, per cui lì capite quanto ci sia stato il Far West ad andare a conquistare il terreno verso il tagliamento, a restringerlo, ma su tutto il corso, perché anche nella parte alta, qua siamo in zona Codroipo, ma anche nella zona di Spilimbergo, che non so se avete notato prima, maps.arcanum.com, vedete il tagliamento arrivava fino a ridosso della scarpata, ma se non so se ci sia ancora, comunque in comune a Spilimbergo ho trovato una fotografia del 1920 con il tagliamento fino lì sotto, per cui almeno fino a quegli anni. Dopodiché cosa è stato fatto? Sono stati costruiti dei pennelli che partono dalla scarpata e si spingono verso il tagliamento, e quello ha cambiato. Più a valle sono stati fatti argini. Vorrei arrivare nella parte bassa per mostrarvi zona Latisana, e qui è la cosa più significativa. Allora, notate questo tratto meandriforme
che è stato arginato data la lunghezza dei meandri, tenendo gli argini relativamente lontani, cioè hanno tenuto il punto più vicino al fiume da una parte e dall'altra, ma comunque c'è un certo spazio che ha quell'effetto di laminazione di cui vi ho detto prima, che io in 65 anni non avevo mai visto, perché è difficile penetrare in queste zone. Con il drone ho visto cose che voi umani, perché lì vedi l'acqua che si estende, normalmente è un corso d'acqua, anche se sembra bosco, se sono coltivazioni. C'è anche una casa, incredibilmente, un'abitazione con un'azienda agricola che vive lì, che il titolare ha rifiutato di uscire quando è stato chiamato in situazioni di emergenza, e ormai è abituato, sta lì. Però questo è significativo, perché andate giù qua sotto, qua non ci sono i meandri così larghi, per cui il letto l'hanno tenuto strettissimo da una parte all'altra. Quindi la nostra proposta è ridare spazio ai fiumi, sia con possibilità di canali scolmatori, che con l'allontanamento degli argini. È la proposta anche del CIRF per quanto riguarda l'allontanamento degli argini, e adesso quelle dei canali scolmatori, forse uno l'avevi fatto già tu in laboratorio, e quindi sono soluzioni che riguardano la bassa, non danneggiano, perché sono campi agricoli che in maggior parte possono continuare a essere coltivati, salvo quella rarissima volta. E poi tutto il discorso non secondario di cuneo salino e di realizzazione di habitat naturali che ormai l'Unione Europea per fortuna ha imposto, diciamo. Lui era il mercurio che c'è nella laguna di Marano, visto che è a livelli altissimi, no? Comunque dare forza ai sindaci, dare forza anche ai comitati, per cui sono ben accette persone che vogliono collaborare sotto i loro sono le loro specifiche competenze, non serve essere ingegneri o biologi, e qualsiasi cosa può essere d'aiuto, per cui magari insomma dateci una mano che servirà. Grazie.